Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Staremo insieme come sempre fino alle 10. Gli ospiti che saranno accanto a me saranno appunto Daniela Rossetti di Azione e il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vincenzo Rescigno. Leggeremo assieme i quotidiani, segnatamente Il Piccolo e il Corriere della Sera, e poi vi rifaremo vedere alcuni servizi andati in onda durante il telegiornale di ieri. Come sempre potete intervenire al telefono chiamando lo 040 977 8910 oppure attraverso le mail a svegliatrieste@tele4.it. Questo è come sempre come si può dire, il menù di questa trasmissione. Cominciamo subito dando un'occhiata al tempo, partendo dalla situazione generale. Una depressione di origine atlantica porterà instabilità da ieri sera ieri e oggi. In seguito prevarranno correnti occidentali in quota e negli strati medio-bassi l'aria sarà piuttosto umida. Dunque per oggi nuvolosità variabile con copertura più consistente in mattinata e maggiori schiarite nel pomeriggio. Saranno possibili piogge sparse o rovesci su tutte le zone del Friuli Venezia Giulia a carattere intermittente. Saranno possibili anche locali temporali con maggiore probabilità nelle prime ore della notte sulla costa e poi nel pomeriggio. Per domani, già che ci siamo, cielo variabile sulla zona montana, in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa. Dal pomeriggio saranno possibili rovesci o qualche locale temporale sulla zona montana. Qualche rovescio temporale potrebbe interessare anche le zone di pianura, specie la fascia pedemontana, venti di brezza. Andiamo allora direttamente alla prima pagina del Piccolo, sotto il titolo Putin vuole uccidere Prigozhin, Mosca prepara la vendetta. E poi rivolta, protesta in Francia, una vittima, Macron non uscite di casa. Quindi la situazione si sta peggiorando decisamente dopo l'assassinio di un ragazzo, credo magrebino, se non mi sbaglio, di 16 o 17 anni, da parte di un poliziotto. Vertice Unione Europea, nessuna intesa sui migranti, ma Bruxelles blinda il patto. E poi c'è vedete, sentenza Trajković, parenti delusi, sono stati comminati 23 anni di reclusione al giovane che all'inizio dello scorso anno, vi ricordate, credo fosse sotto l'Epifania, strangolò, anche qui vado un po' a memoria, comunque insomma uccise anche in questo caso un ragazzo di 16 anni. Più che delusi i parenti sono, poi vedremo anche quello che ha raccolto ieri Gianluca Paladin, che era proprio che era in tribunale al momento della sentenza. Proseguiamo con la prima pagina del Piccolo, là in locali del centro musica fino a mezzanotte, sanzioni inasprite, ridotte le deroghe, allagamenti una draga per liberare la foce del Chiave, e c'è una chiusura estiva per restauro del PAM di Campielisi. Il PAM di Campielisi, io ricordo perché mia nonna abitava da quelle parti, verso la prima metà degli anni 70 è stato il primo grosso supermercato. Poi sopra c'era, se non vado errato, una gelateria, quindi insomma fu qualcosa per quei tempi di abbastanza rivoluzionario. Adesso il supermercato appunto si ferma, però per fortuna anche e soprattutto di chi ci lavora, per restauro. Il nuovo Eldorado per l'industria è il Mediterraneo. Da un'indagine di Intesa il 70% delle imprese italiane sta pensando di accorciare le proprie catene produttive, guarda a Est Europa e Mediterraneo. E poi ancora, vediamo, no, ci sono notizie di
di economia e di medicina, tra l'altro embrioni sintetici tra etica e morale, e l'intervento di Mauro Giacca. Andiamo invece al Corriere della Sera. Dunque, allora, c'è un'intervista di Aldo Cazzullo a Piero Pelù, io sul palco in Vietnam col sosia di Ho Chi Minh, e poi per quanto riguarda l'Unione Europea, migranti, Unione Europea divisa, veto di Polonia e Orbán, ratifica del MES, lo slittamento sarà di 4 mesi. Per quanto riguarda la politica interna, si ferma, secondo i sondaggi, l'effetto Schlein, PD in calo, in risalita il Movimento 5 Stelle. Francia nel caos, ancora violenze, Macron ai genitori: tenete i giovani a casa, e questo è gravissimo. I blindati a Parigi, di scontri dopo l'omicidio di Nabel, quasi 900 i fermati, un manifestante muore cadendo da un tetto. E qui c'è questa notizia abbastanza interessante. Dunque, diritti degli omosessuali e debiti degli studenti. La Corte Suprema degli Stati Uniti cancella l'agenda del presidente Biden e ridisegna una nuova idea di America. Vediamo un attimo di che cosa si tratta. Allora, dalla Corte degli Stati Uniti si legge qua un colpo a Biden. Ieri ci sono state 2 sentenze della Corte Suprema, che ha stabilito che Biden non ha autorità per cancellare una parte dei debiti degli ex studenti universitari. È stato poi accolto il ricorso di una donna evangelica che si rifiutava di realizzare un sito per 2 sposi gay, sostenendo che è contrario alla sua fede. Biden dice: giudici repubblicani ipocriti. La maggioranza della Corte Suprema è eletta, diciamo così, scelta dai presidenti repubblicani. C'è di più, perché questi due pronunciamenti della Corte Suprema avvengono, come si legge nell'articolo, a 24 ore di distanza dalla cancellazione della Affirmative Action introdotta 45 anni fa per dare chance di ammissione alle università migliori anche a studenti delle minoranze etniche svantaggiate. Il presidente Biden aveva reagito con durezza alla sentenza di giovedì, questa appunto dell'Affirmative Act, ha bollato con parole di fuoco le 2 nuove decisioni della Corte Suprema, bollandole come abuso di potere nei suoi confronti. L'ipocrisia di questi funzionari pubblici eletti da repubblicani è sbalorditiva, hanno male interpretato la Costituzione. La Corte è un campo di battaglia politico con i giudici che si scontrano apertamente e pubblicamente con quelli progressisti, in netta minoranza, sono 3 su 9. C'è, se volete recuperarlo, anche un film abbastanza divertente con Walter Matthau che si intitola Una notte con vostro onore, brutto titolo, se devo essere sincero, ma che racconta un pochettino anche le schermaglie che succedono, che possono succedere all'interno della Corte Suprema degli Stati Uniti. È un film che poi si tinge anche di una vena gialla, è abbastanza, insomma, è divertente. Se lo vedete in giro, dateci un'occhiata. La cosa per esempio è molto quella dell'università, dice: la battaglia dopo vari rinvii dei pagamenti degli studenti per l'emergenza virus, Biden aveva deciso che al momento di riprendere a pagare le rate a ottobre molti studenti avrebbero ottenuto uno sconto di 10-20 mila dollari. Era una promessa elettorale più generosa che il presidente era riuscito a concretizzare solo in parte. Adesso la Corte cancella anche quella, guai seri per gli studenti, erano già in difficoltà e ora dovranno pagare tutto.
arretrati compresi, guai politici su Biden, i colpi su prestiti studenteschi e affirmative action peseranno sulla campagna per la sua rielezione. C'è da dire che per quanto riguarda l'affirmative action, molti esponenti anche delle minoranze già da anni, come posso dire, sostenevano che questa legge in realtà, pur venendo loro incontro, in realtà in qualche modo li penalizzasse. C'è un episodio, un episodio della serie ER, se qualcuno la ricorderà, quella con George Clooney, dove un medico afroamericano dice: io ho rinunciato all'Affirmative Act e sono andato avanti in università con le mie sole forze. Molto probabilmente questa è anche una forzatura di sceneggiatura, perché certamente vedete che con questi prezzi, con queste rate, è abbastanza impossibile frequentare l'università per chi non abbia possibilità economiche piuttosto elevate, e raramente negli Stati Uniti ciò accade, soprattutto per le minoranze, però che ci fosse un dibattito attorno a questo è abbastanza, non è cosa nuova, anche perché il cinema e la televisione in qualche modo dovrebbero riflettere anche tutto ciò. L'ho fatta un po' lunga, chiedo scusa, torniamo a roba nostra e proseguiamo la lettura del Piccolo. Come vedete il Piccolo in seconda pagina si occupa delle questioni migranti declinate a livello europeo, se vogliamo dire. Migranti non c'è l'intesa, l'Europa blinda il patto, isolate Polonia e Ungheria. Confermato l'accordo sulla solidarietà obbligatoria, non serve l'unanimità, basterà la maggioranza. Contrari i polacchi e gli ungheresi, si teme che possano opporsi all'applicazione delle regole comuni. I controlli forzati sono delle ipocrisie, scrive Flavia Amabile, intervistando proprio Gianfranco Schiavone. Meloni, mediazione fallita, i dubbi della Premier, mandata allo sbaraglio senza poter negoziare con gli alleati, l'obiettivo del PPE, acuire le crepe del fronte sovranista e separare Roma da Varsavia. PNRR, l'Italia rifiuta 18 miliardi da Bruxelles, no al pagamento parziale della terza rata, slittato anche il 30 giugno, che era stato indicato come possibile data per ottenere il via libera al finanziamento dell'Unione Europea. Il governo è convinto di aver centrato tutti gli obiettivi, non vuole mettere a repentaglio la reputazione internazionale ammettendo mancanze. Questo è il sintesi del pezzo di Marco Bresolin. Andiamo ancora avanti. Uccidete Prigozhin, il capo degli 007 ucraini. Putin ha ordinato all'FSB di eliminare l'ex alleato. Gli USA inchiodano Surovkin, faceva parte della compagnia militare privata. Il tradimento crimine imperdonabile, così lo zar prepara la sua vendetta. Anche Lukashenko aveva messo in guardia sulle reali intenzioni del presidente russo. L'ex cuoco ha un dossier di affari sporchi gestiti per lui, con cui ora può ricattarlo, figuriamoci. Proseguiamo sempre con il Piccolo. Ampliamento a est, a Berlino spunta l'ipotesi del modello norvegese, presentata al Bundestag una mozione della CDU-CSU che punta a una soluzione intermedia per avvicinare i paesi balcanici all'Unione Europea. Figuriamoci il caos, va bene. Addio Asia, l'industria torna a casa, il nuovo Eldorado è il Mediterraneo, lo abbiamo visto nei titoli. Uno studio di Cassa Depositi e Prestiti sull'accorciamento delle catene produttive, svanito il vantaggio costo del lavoro della Cina, fra nuovi paesi di sbocco Bosnia, Serbia e Tunisia, che non è poi un paese che sia tanto tranquillo. Adriafer, sì al contratto integrativo, chiude il sì al contratto integrativo, chiude la stagione delle tensioni. Noi ci siamo occupati
di questo nel telegiornale di ieri. È stato sottoscritto un accordo con tutte le sigle sindacali rappresentate in azienda. Il contratto integrativo aziendale di secondo livello appunto riguarda i dipendenti. Vediamo allora il servizio che ha realizzato ieri Marco Stabile. Adriafer adotta il contratto integrativo aziendale di secondo livello per i propri dipendenti. Lo scorso 22 giugno ha sottoscritto un accordo, frutto della stretta collaborazione con le RSA e le organizzazioni sindacali, per garantire ai propri lavoratori migliori condizioni organizzative, lavorative e un adeguato sostegno economico. La società, impresa ferroviaria controllata al 100% dall'autorità portuale, aveva già dato prova del suo impegno costante per il benessere dei lavoratori, decidendo di adottare il contratto collettivo nazionale di lavoro dei porti come contratto di riferimento, scelte effettuate in favore del contratto delle attività ferroviarie, poiché il contratto portuale si presenta come un accordo più flessibile e vantaggioso per i lavoratori. Per noi significa migliorare le condizioni dei lavoratori, dare più welfare, dare più incentivi, benessere sia sociale sia economico ai lavoratori, dare sicurezza nel lavoro, portare un miglioramento anche nella gestione della turnistica, quindi anche nella gestione della vita del lavoratore. L'integrativo, frutto del lavoro congiunto e della collaborazione di tutte e 5 le sigle sindacali presenti in azienda, FIL-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, UGL e USB, porta dei vantaggi significativi dal punto di vista economico e retributivo. Sono state apportate migliorie alla struttura dei premi aziendali, nonché una disciplina relativa alla detassazione degli stessi. Inoltre è stato introdotto un innovativo piano di welfare a favore dei dipendenti con incentivi di natura non economica. Quanto all'attività di Adriafer, queste le prospettive per il 2023. Il 2023 si prospetta come un buon anno, contrariamente anche ad altri scali italiani. Lo scalo triestino dal punto di vista ferroviario sta mantenendo la sua quota di mercato, questo è particolarmente positivo. La conversione modale resta buona e quindi noi come impresa ferroviaria e quindi operatori di manovra stiamo crescendo, rispondendo, dando servizi a tutti quelli che hanno bisogno per aumentare la qualità della trazione e chiaramente stiamo mantenendo il servizio di manovra il più efficiente possibile per dare risposte precise e veloci. Allora, continuiamo la lettura dei quotidiani, andiamo al Corriere della Sera. Anche il Corriere della Sera nella seconda pagina si occupa di questioni che hanno a che fare con l'Unione Europea. Proseguiamo un attimo. Orban, il signor no, che usa il potere di veto per farsi grande in Europa. Non so quanto grande. E qui, ecco, magari poi su questo potremmo discutere anche con i nostri ospiti. Si ferma l'effetto Schlein, il PD cala di un punto e arriva, si blocca al 19,4%, centrodestra stabile, crescono Lega 9,1% e Movimento 5 Stelle 16,2%, Meloni gradimento a quota 53%. Adesso io non riesco, non sono bravo nella lettura però per esempio per quanto concerne i leader di partito, è più facile. Allora, Tajani ha un gradimento del 34, Salvini del 31, Conte del 30, la Schlein del 26, Calenda del 18, Renzi del 16. Per quanto concerne le intenzioni di voto in questo sondaggio, se si votasse oggi, Fratelli d'Italia avrebbe il 29,4% con una flessione lievissima dello 0,2 rispetto al rilevamento precedente che data 25 del 5, un mese fa, insomma, dai. Allora, diciamo così, fondamentalmente tutti rimangono abbastanza uguali, a parte il PD che perde un punto. A guadagnare di più è il Movimento 5 Stelle con il più 1,2% e Italia Viva
insomma, il più 1,1. L'azione è più o meno stabile con lo 0,4 in meno. E poi insomma la Lega guadagna anche quasi un punto, lo 0,9%. Se si votasse oggi, questo sarebbe il panorama, diciamo così. Andiamo adesso in Francia in rivolta. Questa minoranza di delinquenti non rappresenta la stragrande maggioranza degli abitanti dei quartieri popolari, dice Gérald Darmanin, che è il ministro dell'Interno. Blindati in strada, appelli ai genitori, violenze ovunque, arresti e un morto, il presidente Macron tenete i figli a casa e attacca i social. Delle persone arrestate ieri sera, un terzo sono giovani, a volte giovanissimi. Io mi farei anche farei delle domande. La destra chiede lo stato di emergenza, la sinistra radicale rifiuta l'appello alla calma. È una rabbia scatenata dalla percezione di ingiustizia e gli agenti non disinnescano. Il sociologo Rocher pesa la povertà concentrata in alcune zone. E poi c'è anche, adesso questa è una considerazione, mi rendo conto, abbastanza, come dire, persino semplice, però è un dato di fatto incontrovertibile che quando i francesi, chiedo scusa se userò una parola che comunque cita Paolo Conte e Iannacci, quando i francesi si incazzano è dura, sia che protestino sindacalmente, sia per questo tipo di proteste. C'è un altro problema di cui i francesi potrebbero preoccuparsi invece, come fanno più di una volta, diciamo anche di immischiarsi nelle cose nostre. L'allenatore del Paris Saint-Germain, che non è una squadretta di provincia, è stato arrestato per razzismo, fermato per discriminazione etnica e religiosa, no ai giocatori neri al Nizza. Il figlio adottivo è stato arrestato assieme al padre nell'ambito di questa inchiesta. Vediamo se Galtier è arrivato nel mio ufficio e si è lamentato che ci fossero troppi neri arabi. Dovevo tenere conto della realtà che si viveva in città. Allora, dunque, troppi neri arabi in squadra, di questo si sarebbe lamentato il coach Christophe Galtier in via formale ancora al Paris Saint-Germain quando allenava l'OGC di Nizza 2 stagioni fa, raccomandando al direttore sportivo di tenere in conto l'anima della città. Sembra che l'allenatore nato a Marsiglia ricevesse molte lamentele dai notabili di Nizza, oppure quella era la sua interpretazione di un certo malcontento verso la squadra. L'arresto di ieri per sospetta discriminazione razziale arriva nel peggior momento possibile per Galtier e per la Francia, attraversato appunto da dagli scontri dopo l'assassinio di questo ragazzo 17enne. Dunque Galtier e il figlio sono stati arrestati e interrogati dalla polizia di Nizza. Il figlio è stato poi rilasciato, già fissata la data del processo per il tecnico il 15 dicembre. Galtier è sospettato di aver fatto commenti discriminatori e razzisti durante l'anno in cui è stato responsabile appunto della squadra di Nizza. Ha sempre negato fermamente le accuse e ha anche presentato denuncia per diffamazione. Diversi giocatori e dirigenti del Nizza sono stati già interrogati. L'arresto arriva dopo le rivelazioni della scorsa settimana. C'è poi anche non è stato riconfermato alla guida del Paris Saint-Germain anche per i risultati poco brillanti. Balotelli africano non è un insulto, in dispiacere di Balotelli, assolti 3 esponenti di Forza Nuova, per il PM si tratta di sfottò, confermato da una intervista del giocatore.
Questo è lo striscione che è stato appeso fuori dall'Allianz Stadium di Torino, se non mi sbaglio, nel 2019, e che è oggetto di tutta questa nuova polemica. Ancora esteri, e qui torniamo ad occuparci di Russia e Ucraina. Surovkin affiliato, le voci di Kiev su Prigozhin vogliono ucciderlo. Il generale e 30 suoi colleghi, Surovkin si parla, membri della Wagner, gli Stati Uniti pronti a fornire all'Ucraina razzi a lunga gittata. Nikolai Rybakov, economista ed ex deputato, presidente del partito di opposizione Yabloko, l'unico ancora legale in Russia, dice: non basta sperare nella fine di Putin, il sistema del regime gli sopravviverà. Salario minimo, asse delle opposizioni, c'è una proposta unica, soglia a 9 euro all'ora. Renzi si sfila e te pareva, e Calenda precisa, non è il campo largo. C'è una questione Berlinguer, Rai o Mediaset, rush finale nelle trattative su Berlinguer, sì alle inchieste, la mossa di soldi, il presidente, soldi è un cognome, insomma, però, il presidente della TV di Stato interviene sul contratto di servizio. Dunque, qual è la questione? Carta Bianca è il talk show che è condotto da Bianca Berlinguer, in onda dal 2016. Nel corso di quest'anno il format della trasmissione ha registrato diversi cambiamenti, in più occasioni sono scoppiate delle polemiche. Durante l'ultima puntata, con ospite Travaglio, la trasmissione ha fatto registrare il record assoluto di audience, 1,2 milioni, 8,8% di share. C'è ancora la questione Santanchè, il PD verso la mozione anti-Santanchè, è una vicenda grave e imbarazzante, dice la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ha chiesto ai suoi di non dar tregua alla ministra del Turismo fino all'informativa del 5 luglio, quindi insomma fino a mercoledì. Ancora un omicidio. Litigio nato sui social per la stessa ragazza, Giuseppe ucciso a 17 anni, è stato colpito con un coltello in strada davanti a un bar. Vediamo se ci sono, penso che Movida molesta la cura della città, Stewart controlli e stop a nuovi bar, questo riguarda Milano. Vediamo se c'è, strano che non ci sia niente su quanto accaduto a Roma. Andiamo ancora avanti, no, niente, proseguiamo e andiamo a questa, qua un po' strano, sapete che ho sbagliato nella vista delle pagine, perché mi pare strano che non ci sia niente su no, non c'è. Ecco, no, mi pareva. Il delitto di Roma, Michelle si è difesa dalle coltellate, il giallo delle 2 telefonate del killer, Roma le chiamate alla vittima prima del suo arrivo, il ragazzo in casa produceva droga sintetica. Questo è un altro di quei casi francamente allucinanti, riguarda la ragazza di 17 anni uccisa, il cui corpo poi è stato trovato dentro un sacco contenuto in un carrello della spesa. È stata uccisa in un appartamento di Primavalle, dall'autopsia di ieri si è scoperto che le sono stati offerti almeno 6 fendenti al collo, alla schiena e all'addome con un coltello di cucina. Gli inquirenti hanno fermato per omicidio volontario aggravato un 17enne di origine straniera, sospettando che abbia commesso l'omicidio dopo un litigio. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio. Lavorava, non è morta per 40 euro, la sera prima piangeva, forse sapeva qualcosa, dice la madre della ragazza, che sospetta che tutto quanto sia stato premeditato. Possiamo adesso fermarci per la pubblicità, poi torniamo e quando torniamo affronteremo anche la questione della sentenza dell'omicidio Trajković. Lo faremo appunto dopo la pubblicità.
Allora, eccoci di ritorno, vi ricordo svegliatrieste@tele4.it, 040 977 8910 è invece il numero di telefono cui potete chiamare per intervenire. Allora, sentenza Trajković. Il 22enne Ali Kashim è stato condannato a 23 anni di carcere. Nel processo di primo grado il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo. Vediamo allora il primo dei due servizi, che ieri abbiamo dedicato alla questione. Condannato a 23 anni di reclusione, Ali Kashim, colpevole di aver ucciso il 17enne Robert Trajković nel sottoscala del condominio di via Rittmeyer 13 nella notte tra il 7 e l'8 gennaio 2022. Il ragazzo era stato strangolato con un cordino al collo per una storia di gelosia nei confronti di una ragazza che i due si contendevano. Si chiude così il processo di primo grado con la pronuncia arrivata nel primo pomeriggio dopo le repliche presentate da accusa e difesa davanti al giudice Enzo Trucellito. Il pubblico ministero Lucia Baldovin aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato. La decisione di oggi non trova certo il favore della famiglia di Robert, rappresentata dall'avvocato Gabriella Frezza. Per la questione giuridica, perché il motivo di tenersi così appassionati di una ragazza che ci dice guarda io stanotte voglio stare con un altro, aspettarlo e strangolarlo, francamente penso che le occasioni per farlo sarebbero di tante persone, penso che saremmo morti in tanti per questo motivo. Io lo trovo un motivo futile perché oggettivizza la donna che non contava nulla e rende il proprio ego smisurato. Non sono d'accordo, per me era anche premeditato perché la corda l'ha ben che trovata, l'ho aspettato, quantomeno era preordinato. La pena è diciamo abbastanza mite, non gli è stato riconosciuto tutto perché altrimenti avrebbe avuto il riconoscimento anche dell'abbreviato. Ali Kashim ha strangolato Robert con un cordino di 170 cm. Kashim è stato condannato per omicidio volontario ma non premeditato, mentre è stata accolta l'aggravante dei futili motivi ma bilanciata con le attenuanti generiche. Vedremo le generiche quale sarà il motivo, se il motivo sarà perché il papà lo picchiava e strangolo il primo che così in qualche modo si mette in mezzo con la mia quasi ex, non si capisce, ne prenderemo atto. Ci sono state delle sentenze che hanno un po' valorizzato questi aspetti passionali, di amore, così. Io non le condivido, però aspetto ovviamente le motivazioni. Ma c'è stata la rabbia, l'amarezza dei genitori e del fratello del 17enne che all'uscita del tribunale si sono lasciati andare ad uno sfogo senza precedenti. Ma è impossibile Peter. questo. È 23 anni. 23 anni per l'assassino Ali Kashim, cosa ne pensa? Voi speravate nell'ergastolo? Non ho parole. Pure io prenderò suo fratello. Non ho parole per questo. Non ho parole, no, non è giusto. No, è premeditato e tutto e niente ergastolo. No. Questo è lo sfogo del padre di Robert Trajković, Peter. Tutta la famiglia del 17enne morto si aspettava l'ergastolo per Ali Kashim. Poi il pianto disperato della madre, che non riesce nemmeno più a stare in piedi per il dolore provocatole dalla sentenza. Non vedo mai più mio figlio. Non c'è mio figlio, lui mangia, beve, si fa bella vita in casa. Non è giusto. No, la legge qua non va. Non è giusto. L'ergastolo è più minimo 6 mesi doveva essere giù. Poi la rabbia di Christian, il fratello di Robert, che se la prende con la giustizia italiana. Ma che è stata di Italia del così fa schifo la legge italiana? Christian. Ma che 23 anni oh? Ma allora l'aspetto là fuori 23 anni per vendicarci. Facciamo la vendetta allora, così lo Stato deve spendere più soldi per altri carcerati. Facciamo così, facciamo altri omicidi, così facciamo ognuno 20 anni e siamo liberi. Io o qualsiasi persona uccide il presidente dello Stato, indifferente chi, si fa 20 anni? 20 anni non è niente. 20 anni non è niente. La legge italiana
Fa schifo. Voi speravate nell'ergastolo? Io speravo sì nell'ergastolo. Fra 20 anni mio figlio si vendicherà questo qua. In 20 anni mio figlio non si scorda dello zio. Mio figlio non si scorderà mai dello zio. Il dolore gli rimane e la vendetta io non garantisco che non ci sarà. Io non garantisco. Come la legge ha dato lui 20, a me per un motivo giusto che mi hanno assassinato mio fratello, me ne darà 10. Spero di sì, me ne date 10, così siamo pari. Se mi dà lo Stato 10 anni a me, a lui 20, faremo pari. Visto che a lui 20 a me 10, perché io ho un motivo valido. Mio fratello non torna più! Questo è! E lui 20 anni la esce! 20 anni passano subito! 20 anni passano subito! Vuol dire di qua, di là, si fa 10 anni e esce neanche, fuori. fra 6-7 anni esce fuori! Fra 6-7 anni! La legge come ha dato a lui 20, lo ripeto, a noi che abbiamo un dolore ci darà 10. Io spero che ci darà 10 anni, perché la motivazione giusta, valida c'è. A noi ci ha tolto più di una vita, a noi ci ha rovinato una vita e ci ha rovinato la vita dei nostri bambini. Perché viene ammazzata da me. No, da me, io spero che qualcosa cambierà, altrimenti la legge è uguale per tutti, lo ripeto, la legge è uguale per tutti. Insomma, momenti forti, momenti per certi aspetti persino drammatici. Il Picoro logicamente se ne occupa. Ali condannato a 23 anni, delusi i familiari di Robert, questa non è giustizia, niente ergastolo, minacce dei parenti della vittima a quelli dell'assassino. E qui appunto quello che dicevamo prima, chiude per tutta l'estate lo storico supermercato PAM di Campi Elisi. Il capostipite della grande distribuzione sarà sottoposto da lunedì al 20 settembre ad una radicale riqualificazione. Allora, sempre per quanto riguarda ieri è stata una giornata ricca di spunti di cronaca. È stato arrestato un rapinatore seriale che si presentava alle donne vittime dei suoi colpi come il capocantiere del condominio in ristrutturazione. È stato arrestato appunto dai carabinieri. Vediamo allora il servizio. Si presentava come capocantiere alle donne residenti nel condominio prescelto, sfruttando il fatto che Trieste è disseminata di cantieri fioriti grazie ai bonus edilizi, quindi, una volta entrato in confidenza, derubava la vittima dei gioielli in oro. E questo è il volto del rapinatore seriale, un kosovaro di 45 anni, arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Trieste. Il primo episodio segnalato è andato in scena a fine giugno, quando una donna, rincasando, veniva avvicinata dall'uomo che si presentava come il professionista a capo della ristrutturazione della palazzina. La mai capitata lo ha invitato a vedere un problema a una finestra del suo appartamento che non si apriva a causa dell'impalcatura. Una volta all'interno il 45enne l'aggrediva strappandole dal collo le catenine in oro e tentando di portarle via anche la vera e dei bracciali. Al termine del parapiglia il rapinatore ha minacciato di morte la donna nel caso avesse chiamato le forze dell'ordine. Nella stessa giornata si è verificata un'altra rapina, sempre ai danni di una donna, avvicinata nell'atrio di un palazzo e derubata della catena in oro con estrema violenza. Il modus operandi analogo ha subito portato a pensare ai militari che si trattasse della stessa persona, poi incastrata dalle immagini dei circuiti di telesorveglianza e in seguito dall'identificazione fotografica della prima vittima. L'uomo, che aveva già prenotato un biglietto tramite Flixbus con destinazione Stoccarda, è stato quindi arrestato in zona San Giacomo e trovato in possesso della refurtiva. Il 45enne kosovaro, recluso al Coroneo, è presumibilmente responsabile di altre rapine avvenute in passato a Trieste, considerando che in altre occasioni in cui era arrivato in città dalla Germania erano stati denunciati fatti analoghi. Da qui la pubblicazione della foto del pregiudicato con la speranza da parte del comando provinciale dell'Arma che altre vittime lo riconoscano come autore di una rapina subita. Il Corriere della Sera, cambiamo un attimo argomento, dà conto di con una certa ironia, devo dire la verità, della possibilità che al Colosseo si svolga questa sfida Musk-Zuckerberg.
Dice praticamente questi due tycoon vorrebbero sfidarsi come gladiatori. Un sito ha lanciato l'ipotesi che questa sfida possa avvenire al Colosseo. Il Ministero della Cultura smentisce con ironia: nel caso in cui devolvessero i fondi alla cultura italiana se ne potrebbe parlare. Poi dopo, francamente, non è che ci si può lamentare se un deficiente scrive il proprio nome sulle mura del Colosseo, perché se solo si permette l'idea che avvenga una pagliacciata del genere al Colosseo, indipendentemente poi da quanto possa essere devoluto alla cultura italiana, che forse magari non ha bisogno di cose di questo genere, allora poi è inutile lamentarsi, insomma, no? Ma questo, come diceva il barman di Irma la Dolce, è un altro discorso. Proseguiamo, c'è questa intervista con Piero Pelù, che dice: io sul palco in Vietnam con il sosia di Ho Chi Minh, poi mi rubarono tutto. Chi ha interesse legga l'articolo, francamente. E andiamo un attimo a vedere la pagina di cultura del Corriere della Sera, vediamo di che cosa si tratta. Viaggio in fondo ai sogni e insomma niente. Per quanto riguarda invece gli spettacoli, c'è un'intervista al regista di Flashdance, Adrian Lyne: ero solo contro tutti, nessuno credeva in quel film, a Venezia ricevetti recensioni orribili, adesso è un cult. Ancora addio al premio Oscar Alan Arkin, lo strano nonno di Hollywood. Vinse il trofeo come attore non protagonista per Little Miss Sunshine, l'ultimo ruolo nella serie Netflix Il metodo Kaminsky accanto a Michael Douglas. Era, come scrive adesso non mi ricordo, Alberto Crespi su Repubblica, era uno di quei pochi attori che sembrava non recitasse mai, e questo è in realtà un pregio che pochi attori hanno. Chi appartiene alla mia generazione lo ricorda in un bellissimo film assieme a Peter Falk che si chiamava Una strana coppia di suoceri, che poi è stato rifatto. Curioso, tra l'altro, in uno dei due ruoli c'era Michael Douglas, che poi avrebbe recitato con lui in questa serie di telefilm Metodo Kaminsky, che è veramente divertentissima. Allora, Aldo Grasso sul Corriere della Sera se la prende con il nuovo programma di Alba Parietti che si intitola Non sono una signora, è dedicato all'arte delle drag queen. Ed è arrivato in Rai, è un programma che è stato registrato parecchio tempo fa, è arrivato in Rai dopo parecchio tempo. Allora, di Non solo una signora, scrive Aldo Grasso, si può dire con assoluta certezza che è molto noioso. E l'adattamento italiano del format Make Up Your Mind si occupa dell'arte performativa delle drag queen. Nonostante tutti i nomi che vi partecipano, resta noioso. Cosa si può dire ancora? Alla prima scena il programma ricorda Drag Race Italia, alla seconda richiama il cantante mascherato, lo show sudcoreano condotto da Mili Carlucci, dove bisogna indovinare le celebrità nascoste sotto le maschere di animali reali immaginari. Alla terza riecheggia tale quale, ma la sua vera identità è la noia. Insomma, questo l'abbiamo capito. Il travestitismo funziona quando c'è ritmo, ironia, gioco. Un quarto d'ora dei Legnanesi è più interessante di tutto il programma. Forse proprio la paura della noia è stato il motivo per cui il programma è stato rimandato più volte. Poi c'è l'immarcescibile Alba Parietti. Come il non finito calabrese,
facciate senza intonaco, pilastri di cemento armato vuoti al cielo, le case lasciate in sospeso, strade senza asfalto, è diventato uno stile artistico, una drammaturgia architettonica studiata nelle università, fotografata ed esposta nelle mostre dei festival, teorizzata da filosofi, antropologi, accademici. Così Alba Parietti è il non finito della televisione italiana. Non è una soubrette, è una soubrette non finita, non è una conduttrice, è una conduttrice non finita, non è un opinionista, è un'opinionista non finita, non è un'attrice, qui il non finito non c'entra, ma di fronte alle sue apparizioni, alla sua determinazione vale il concetto di Wittgenstein, non pensare guarda. Ci sono momenti in cui il malfatto viene vissuto come ben fatto, per abitudine, per eccentricità, per snobberia, a volte anche solo per noia e ridaie. Con questo concetto. Non gli è piaciuto, insomma, questa trasmissione. Vediamo se c'è una mail, ma la leggeremo dopo, così la facciamo commentare anche a uno dei nostri ospiti. E invece ci occupiamo, l'ha fatto ieri il nostro collega Bernardo Gulotta, proprio partendo da Sveglia Trieste, perché il neo assessore alla sicurezza e polizia locale Caterina De Gavardo ha illustrato la revisione di alcuni criteri del DASPO urbano, nonché l'attenzione all'ascolto dei cittadini e la mappatura dei sistemi di videosorveglianza. Sono tra i punti principali, appunto, di quella che sarà la sua azione. Vediamo allora. Da mercoledì 28 giugno la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Caterina De Gavardo è il nuovo assessore alla sicurezza e polizia locale, un cambio già annunciato che è divenuto operativo con la presa in carico della delega, il primo contatto con il personale della caserma del corpo municipale e la pianificazione del lavoro e delle priorità. De Gavardo questa mattina ha delineato in maniera generale la sua impostazione che, rispettando il segno della continuità con il suo predecessore, sarà incentrata sull'ascolto e, sotto un profilo maggiormente politico, sulla rimodulazione delle aree cittadine che sono coperte dallo strumento del DASPO urbano. Il primo obiettivo fondamentale è l'ascolto del territorio, per questo quando un telespettatore ha telefonato e ha detto io sono il signor nessuno ma vorrei dare un suggerimento, per me ogni suggerimento è ben accolto, perché credo che in questo assessorato in particolare sia fondamentale ascoltare le persone, ascoltare le loro situazioni di disagio. Il DASPO urbano è uno degli altri strumenti, assieme alla videosorveglianza, assieme al presidio del territorio. Il tema è ampliare un po' le aree di DASPO urbano. Adesso questo strumento che prevede che se una persona si comporta male in centro città poi subisce una sanzione che prevede il suo allontanamento per un certo periodo da quelle zone, ecco, l'idea è di modificarlo ed ampliarlo a più zone della città, per cui se qualcuno delinque in un'area di Trieste, poi ci si organizza in modo tale che non ci sia una seconda volta in quell'area, fondamentalmente. Ma perché oggi non copre integralmente il comune? No, copre solo alcune aree centrali della città. Allora, già che ci siamo, occupiamoci di un'altra area della città che in questi giorni è particolarmente attenzionata, ed è Piazza della Libertà. Proseguono i lavori di recupero delle aree verdi. Lavori di ripristino di Piazza Libertà. L'area trasformata in latrina è già stata rimessa in sicurezza, ma non solo, è stata anche sostituita la terra. Lavori però anche in tutte le altre aiuole della piazza. Siamo a metà settimana di un intervento che ha visto coinvolti l'ufficio del Servizio Verde Pubblico dell'Ambiente, unitamente ad Acegas, APS e AMGA, e al coordinamento anche di ditte locali per il ripristino del verde. Abbiamo iniziato, come potete vedere, dal ripristino all'impianto elettrico e idrico. Stamattina è stato testato proprio quest'ultimo. Hanno riportato la terra in diverse zone delle aiuole di questa piazza, che per me è una delle più belle che abbiamo. Si sta facendo un intervento anche con macchinari appositi per smuovere quello che è un terreno ormai che si è un po' cementificato, e questo nella speranza che poi tutti si possa goderne e averne cura. Nel
prosieguo della settimana, anche quindi a completamento degli interventi cercheremo di collocare anche ulteriori cestini per il conferimento dei rifiuti e d'intesa con il sindaco e con la giunta e con la volontà di questa amministrazione anche eventualmente dei servizi collegati alle fognature. Dal punto di vista della chiusura interventi, quando si prevede di terminare i lavori qui in Piazza Libertà? Diciamo che la prossima settimana io auspico che questo intervento possa vedere la conclusione. Devo evidentemente manifestare la mia soddisfazione per l'impegno che è stato profuso da tutti gli uffici e secondo una volontà del sottoscritto che non era facile da interpretare, nel senso che sappiamo benissimo come questa zona possa versare in difficoltà e l'amministrazione ha l'intendimento di recuperarne proprio il valore del patrimonio verde a beneficio della collettività. E già che ci siamo, continuiamo il discorso su lavori pubblici, insomma comunque su interventi in città. Ieri in Portovecchio sono iniziati i dragaggi della foce del torrente Chiave. Al via i dragaggi del torrente Chiave nel bacino adiacente al Molo Quarto. La nave Gino Cucco, dotata dell'apposito escavatore subacqueo, è entrata in azione questa mattina. Un'opera chiave per evitare la fuoriuscita delle acque meteoriche nel centro di Trieste in caso di forti acquazzoni, poiché il drenaggio attraverso il fiume sotterraneo è ostacolato dall'intasamento provocato dall'accumulo di detriti ultracentenari alla foce in Portovecchio. In 6 giorni di lavoro verranno dragati circa 6.000 metri cubi di fanghi. Questo materiale verrà messo nelle casse dell'area dell'ex ferriera dove sta sorgendo la nuova piattaforma logistica, quindi un esempio virtuoso di come fare sviluppo sostenibile, e il prossimo passo sarà quello di liberare completamente il tappo del torrente Chiave, intervenire anche nelle volte sottostanti con i professionisti subacquei che andranno ad aspirare i residui rimasti all'interno crollati nella volta interna, e quindi l'auspicio è che le prossime bombe d'acqua, anzi possibilmente i prossimi acquazzoni libereranno completamente questo tappo e quindi le bombe d'acqua che inevitabilmente ci saranno non dovrebbero, uso il condizionale, allagare più le nostre vie a ridosso del mare. Le norme prevedono che, ove si possono generare risospensioni legate alla movimentazione, siano adottate tutte le misure idonee per evitare che le eventuali nuvole di detriti si disperdano fuori dall'area di dragaggio. Tradizionalmente venivano adottati sistemi di barriere fisiche denominate panne, che però avrebbero potuto non tenere in caso di onde e non permettevano di far entrare e uscire dall'area la draga. È stato quindi messo a punto un sistema innovativo denominato barriera a bolle o bubble screen, con la collaborazione dell'Università di Trieste. Dei sommozzatori hanno piazzato un tubo ad alta pressione con dei microfori che fanno uscire delle colonne di bolle d'aria. In questo modo si crea una barriera che trascina verso l'alto l'eventuale risospensione dei materiali con un moto convettivo verso l'interno del bacino. La situazione è costantemente monitorata da personale dell'ARPA. Allora, andiamo un attimo nella pagina delle lettere e delle segnalazioni del Piccolo, perché il Piccolo dà conto di, di una cosa molto simpatica, semplicissima per dire la verità. Alcuni clienti di Siora Rosa hanno esposto uno striscione di fronte al locale. Grazie Siora Rosa, sapete che ieri sera il buffet ha chiuso le sue luci, la famiglia che gestisce il locale dal 75 ha deciso di lasciare l'attività e insomma Siora Rosa era un posto molto, molto amato, molto apprezzato anche da chi per esempio negli anni 80, ahimè, frequentava lettere all'Università di Trieste e una volta alla settimana, perché insomma non è che sempre si potesse andare a pranzo da Siora Rosa, però al giovedì si andava a pranzo da Siora Rosa e insomma è una di quelle realtà belle della città. Certamente la famiglia chiude per tutta una serie di ragioni ed è stato anche bello vedere come i clienti abbiano salutato
questo locale. Non c'è niente di particolare da segnalare per quanto riguarda la pagina degli spettacoli, se non appunto la presentazione della stagione del Teatro Stabile sloveno. All'interno di questa stagione ci sono anche 2 spettacoli firmati da Franco Però e Alessandro Marinuzzi. Già che si parla di spettacoli, vi ricordo che questa sera c'è la seconda rappresentazione alle 20:30 di Orfeo all'Inferno, l'operetta di Offenbach, che verrà replicata anche domani alle 18, che verrà replicata anche domani alle 18, e poi ancora sabato 8 luglio alle 20:30 e domenica 9 luglio ancora alle 18. Tra l'altro, per parlare di questo spettacolo noi più avanti alle 13 avremo ospite nel telegiornale Andrea Binetti. Allora, la prima ospite, che è Daniela Rossetti di Azione, è già in redazione, per cui tra un po' sarà accanto a me. Andiamo in pubblicità e poi appunto torniamo. Allora, eccoci in compagnia di Daniela Rossetti di Azione, grazie per essere venuta nei nostri studi. Tra l'altro, parlando giusto un attimo prima della diretta, è venuto fuori che anche Daniela Rossetti ha frequentato Siora Rosa, ma penso fosse per certi aspetti inevitabile. Assolutamente, no, intanto grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Sì, Siora Rosa era un'istituzione assoluta, sì. Cioè già ai tempi, insomma, ho qualche anno, per cui parlo di qualche decennio fa, ma già ai tempi di scuola, insomma, no? Si andava a studiare lì in biblioteca e poi si andava da Siora Rosa. Ah, sì. Come dicevo prima, io invece frequentando Lettere una volta alla settimana, perché non è che si poteva farlo sempre, una volta alla settimana di giovedì si andava a pranzo da Siora Rosa, perché gli orari... Spettacolare, no, era... sì. Poi mi ricordo che studiavo per la matura, cioè proprio si stava lì ogni giorno, poi il toast a Siora Rosa, ma poi anche appunto negli anni la cucina era ottima, loro erano veramente simpaticissimi, era un posto veramente un luogo di incontro, anche quando per esempio venivano i miei amici a trovarmi da fuori Trieste, cioè Siora Rosa era una tappa fissa, assolutamente un'istituzione. Persino mia cugina che vive a Pordenone, anche lei quando viene a Trieste, una tappa là più o meno riusciva sempre a farla, insomma. Un peccato stupisce, ma lì c'è una questione, credo, anche proprio di stanchezza probabilmente delle persone, che è anche comprensibile. Sì. Stupisce che nella zona che nella zona della Movida non si sia trovato una sorta di soluzione, staremo a vedere. Il posto sta veramente nel centro del centro, ma anche dal punto di vista turistico, no? Perché era un'istituzione non solo per i triestini, credo, ma anche per i turisti, stava sulle guide, quindi insomma quel posto lì ha una potenzialità enorme, no? Quindi vabbè, dai, vediamo, speriamo che ci possa essere una ottima alternativa. Ecco. Le notizie di oggi poi prego. No, dicevo, mi unisco al grazie a Siora Rosa. Ecco. Le notizie di oggi, per dire, ci sono delle istituzioni, per esempio il fatto che il supermercato PAM chiuda per restauro, e quindi insomma questo già, però ci obbliga a tornare su luoghi, diciamo, non del passato, perché né Siora Rosa né il supermercato PAM sono luoghi del passato, ma che certamente ti rimandano il supermercato PAM a quando nacque nel 73, io mi ricordo, più o meno, mi ricordo la rivoluzione che creò quel posto, perché mia nonna stava da quelle parti. Allora, parliamo un po' di argomenti di politica, insomma, o anche di altro. Ci sono due
come dire, sollecitazioni. Una arriva da un telespettatore, il signor Nevio, che dice: che Europa è questa quando non si riesce a bloccare i migranti? L'Europa dovrebbe mostrare i denti a tutti quei paesi che lasciano partire i migranti. Finché l'Europa non avrà il proprio esercito, un presidente e i governatori, non avremo mai una vera Europa. Ok, beh, un tema enorme. Sì, piuttosto ampio. Un tema piuttosto enorme, ampio. Ci vorrebbero altro che un'ora per discutere di questa cosa qui. Allora, che l'Europa deve essere un'Europa federale più unita, più forte, con una sua identità, su questo sono assolutamente d'accordo. Che per supportare questa visione ci voglia anche un esercito europeo, sono ancora più d'accordo. Secondo me non ha nessun senso che ogni Stato nazionale abbia il suo esercito, anche perché stiamo parlando di un costo importante. Ci dovrebbe essere un esercito europeo. Diciamo che è una cosa che richiede una grande integrazione, probabilmente non siamo ancora a quel livello lì, ma è sicuramente la direzione in cui dobbiamo andare. Poi che si debba mostrare i denti agli stati, vorrei capire un po' meglio cosa intende il signor Nevio con questa cosa qui, perché io posso anche mostrare i denti, però cioè, le persone partono e noi di questa cosa dobbiamo prendere atto. E dobbiamo saperla gestire, non è che basta dire ah no, non dovete partire, vi mostriamo i denti, insomma, non è proprio così semplice. Noi dobbiamo considerare che c'è un aumento demografico nei paesi africani, la Nigeria per esempio, il paese che tra pochi anni, solo quel paese lì avrà più abitanti di tutta l'Unione Europea. Cioè dobbiamo renderci conto della dimensione del fenomeno. E oltretutto stiamo parlando di paesi che hanno dei problemi oggettivi, non solo le guerre, ma anche la siccità, la fame, economie poverissime. Per cui prendere atto del fenomeno, prendere atto del fatto che la gente non è che affronta questi viaggi perché si diverte a fare un viaggetto così in allegria. Se uno prende la decisione di partire è perché sta in una situazione veramente complicata. Prendere atto del fatto che i paesi di partenza non sono particolarmente neanche semplici da gestire, nel senso che magari non sono delle democrazie come le nostre, ma sono posti magari in cui c'è una guerra, in cui non c'è un governo riconosciuto, in cui ci sono situazioni di povertà molto importanti, per cui anche interagire con questi paesi non è semplicissimo. Al nostro interno, all'interno dell'Unione Europea, non tutti i paesi hanno la stessa visione della gestione dell'immigrazione. Abbiamo visto adesso quello che succede, no? In Commissione Europea con il tentativo dell'Italia di mediare con alcuni paesi, ma sappiamo che ci sono dei paesi come Ungheria e Polonia che hanno una visione molto nazionalista della loro posizione in Europa. Per cui l'Europa va bene finché c'è da prendere soldi, come fa l'Ungheria, ma non va più bene quando invece ci sono da gestire i problemi. Per cui insomma la cosa è un po' complessa. Secondo me quello che bisognerebbe fare, e queste sono diciamo le proposte di azione, è quello comunque di interagire con i paesi sia di partenza sia di transito, per riuscire a trovare le condizioni lì affinché le persone possano restare lì a costruirsi il loro futuro per quanto possibile, e poi allo stesso tempo creare dei canali legali di immigrazione legale, perché non dimentichiamo che se loro hanno troppe persone noi ne abbiamo poche. Noi Questo abbiamo il problema opposto, no? È l'altro grande tema. Noi abbiamo esattamente il problema opposto, per cui noi abbiamo una popolazione in calo con un elevato numero di persone anziane e invece pochi giovani. Non facciamo più tanti figli quanti servirebbero per supportare una società diciamo sana dal punto di vista demografico. I giovani che facciamo spesso e volentieri se ne vanno altrove perché insomma il mondo è globalizzato, ormai i giovani di oggi sono cittadini del mondo ed è anche giusto che facciano esperienze in altri posti d'Europa o del mondo in generale. E quindi a noi serve un certo tipo di immigrazione, proprio serve dal punto di vista economico, se no veramente non abbiamo chi sostiene il nostro sistema sociale. Se noi non abbiamo un sufficiente numero di persone che lavorano,
non abbiamo un sufficiente numero di persone che sostengono sanità, scuola, pensioni e tutto il nostro welfare, per cui insomma un po' complesso. Poi magari lo riprendiamo perché di questo aveva parlato anche la Presidente di Lega Coop un paio di giorni fa. C'è una telefonata in linea, sentiamo, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, un saluto alla redazione, ai gentili ospiti e tutti gli spettatori di Tele4. Ecco, inerente all'intervento fatto adesso dalla gentile ospite sul bisogno dell'immigrazione, premetto, non sono contrario all'immigrazione, però ci devono essere cose che devono essere un po', diciamo, rifinite nel suo discorso. Innanzitutto l'Italia non è un paese irrimediabilmente, diciamo, come potrei dire, perso per quanto riguarda, diciamo, lo sviluppo demografico. È semplicemente, volutamente, ripeto, volutamente si tralascia, diciamo, una politica seria nei confronti della famiglia. Poi, se non sbaglio, la gentile ospite fa parte anche della congrega di Più Europa, che forse sarebbe da precisare che nella galassia di Più Europa, che è, diciamo, la Bonino punto di riferimento, che la Bonino viene definita la Gesù, la rappresentante come Gesù di Soros, George Soros. Chi è George Soros? George Soros molti lo definiscono un filantropo, peccato che in Malesia e in Indonesia da una parte è stato condannato all'ergastolo, dall'altra parte la pena di morte, mentre è stato letteralmente buttato fuori dall'Ungheria perché questo personaggio guadagna con tutto questo ambaradan di traffico di esseri. Altra cosa che la signora forse sarebbe un po' da perfezionare, e questo la sfido a contestarmi quello che dico, è il fatto, diciamo, degli immigrati che vengono. Allora, dunque, io posso parlare per cognizione di causa. L'immigrazione africana, prendiamo l'immigrazione africana, è quella, diciamo, che conosco meglio, ha tre, diciamo, direttrici. Allora, gli africani specializzati vanno generalmente Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Gli africani non specializzati seguono la rotta dell'Italia. Tradotto, noi mediamente spendiamo oltre 6 miliardi di euro all'anno per dare assistenza a una manodopera che non ha nessun valore aggiunto all'economia italiana, ripeto, nessun valore aggiunto all'economia italiana, se non per quella che mandarli a prendere i pomodori. Okay. Poi la signora dice che abbiamo bisogno perché ci devono pagare, diciamo, i contributi. Anche questa è una cosa che non va, perché alle condizioni attuali, per quello che noi diamo e per quello che noi riceviamo, la bilancia è sempre in attivo nei loro confronti, non che voglio discriminarli. No. Ultima battuta, perché potremmo parlare ora su questo, che è una materia che conosco perfettamente. Ultima battuta è che vengono da posti della guerra. Anche qui, guardi, non ci siamo. Quelli che vengono da posti dove ci sono guerre sono una minima parte. Basta andare in giro per la città di Trieste è piena di senegalesi, Bangladesh, gambiani, e possiamo andare avanti così. Tutti i posti che sono assolutamente tranquilli. Sono migranti economici, vogliono migrare, diciamo, in un altro paese per migliorare il loro status economico, che da un certo punto sarebbe anche giusto, se avrebbero qualcosa in cambio da offrire. Però la maggior parte degli immigranti che vengono in Italia, ripeto, in Italia, non in Europa, perché già assistiamo a un altro discorso, in Germania gli ingegneri siriani se li sono presi i tedeschi. Noi ci prendiamo sempre solito raccoglitori di pomodori. Un passo giusto che ci capiamo, dunque in Camerun, che è un posto che conosco bene, dunque il 70% delle persone laureate, come ho detto, emigrano in paesi anglosassoni. È abbastanza chiaro, è abbastanza chiaro il concetto. Io prego i telespettatori di essere il più breve possibile, anche per questioni di ritmo, eccetera. Prego. Sì, allora il telespettatore ha toccato un sacco di punti. Allora intanto chiarisco che io sono segretaria di Azione, non di Più Europa,
e quindi il mio segretario nazionale Carlo Calenda, ok, questo giusto sì, no, per chiarire. Spieghiamo perché. Ok, sull'immigrazione, sì è vero, non ci sono solo migranti che arrivano da paesi in guerra, l'ho detto, ci sono anche situazioni legate alla povertà, all'economia, al cercare una vita migliore. Penso che sia una cosa normale, soprattutto arrivando da quei paesi lì che hanno grossissimi problemi. L'hanno fatto in passato tantissimo anche gli italiani, sono andati nel mondo per cercare una situazione migliore rispetto a quella che avevano qui in Italia. Quindi insomma succede nella storia dei paesi e dei popoli, le migrazioni esistono da quando esiste l'uomo. C'era un punto, no, c'erano vari punti. Sì, sul fatto che non arrivano persone specializzate, no? Con delle competenze. A parte che arriva un po' di tutto, se riuscissimo ad aprire i flussi regolari potremmo anche, diciamo, in un qualche modo selezionare gli arrivi, e comunque il fatto di raccogliere i pomodori è un'attività fondamentale, perché abbiamo visto per esempio quando c'era la pandemia e c'era il lockdown che le persone non potevano più venire dall'estero a lavorare nei nostri campi. Ecco, noi abbiamo rischiato di far morire tutta la frutta e la verdura nei campi perché non c'era nessuno che la raccoglieva. Allora ci sono un sacco di lavori che vanno fatti in agricoltura, ma penso anche ai badanti, all'assistenza alle persone, penso per esempio ai camionisti, c'è un grossissimo problema nei trasporti perché non si trovano più camionisti. Allora ci sono un sacco di lavori che gli italiani per mille motivi, e anche qua si potrebbe aprire una lunga discussione, insomma non le fanno più questi lavori, e se non troviamo un'alternativa avremo un problema. Io mi piace fare l'esempio dei camionisti perché secondo me è una cosa che quando io l'ho scoperta mi ha lasciato veramente sorpresa. Allora, fare il camionista oggi, se posso prendere 2 minuti, non è più come fare il camionista 30 anni fa, perché le condizioni sono per fortuna migliorate, è comunque un lavoro pesante, faticoso, però non è più così pesante come una volta. Mancano camionisti, quindi non riusciamo a spostare le nostre merci da un posto ad un altro, e sono problemi che le nostre aziende del territorio stanno riscontrando ma in modo pesante, quindi è un problema. Allora, qual è il motivo per cui non si trovano camionisti? Un po' perché comunque il lavoro è pesante, un po' perché c'è una barriera all'ingresso, cioè fare la patente per la guida del camion costa 5.000 euro, quindi costa tanto. Allora insomma è un investimento che uno deve decidere di fare. Allora, per risolvere questo problema Regione Veneto ha detto: va bene, noi Regione vi paghiamo la patente, vi paghiamo il corso per farvi la patente, quindi non è più un problema. Venite, vi facciamo fare la patente e poi potete fare i camionisti. Benissimo. Regione Veneto, quindi non proprio la più povera e sgangherata d'Italia, ha fatto questa cosa e si sono presentati in due. Allora, abbiamo bisogno di gente che faccia anche lavori un po' più faticosi, perché se no non andiamo da nessuna parte. Basta, chiudo qua. Allora, c'è un'altra telefonata, poi c'è un commento anche su questo arrivato via mail. Sentiamo la telefonata e poi vediamo eventualmente di integrare la cosa. Preferisco non far stare in attesa troppo chi ha il telefono. Buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, sono Alba. Buongiorno. A Trieste attualmente. Signor Bosazzi, che bella sorpresa, sento parlare del buffet Mamma Rosa. Sì, pronto? Sì, prego signora. Sì, allora, l'ascolti, è una sorpresa bellissima perché proprio 2 giorni fa, dopo tanti anni che non davo, sono passata da là e ho gradito tantissimo trovare il locale, è sempre il stesso personale, sì. La signora Cassa che serviva le specialità tipiche di Mamma Rosa e tante belle pietanze nuove, aggiornate, guardi. Soddisfattissima al punto che mi avevo portato anche qualcosa a casa per asporto. Mi ha fatto tanto piacere vedere certe robe, ricordare e tutti i tempi che si è andati, e mi contava dietro la mia suocera che da Putela andava a vedere Mamma Rosa, sta donna tagliava sto prosciutto, la si agitava tutta e la diceva: questa è Kaiserfleisch, che neanche non sapevo cosa che vuol dire, ma se sta una roba bella, perché per noi insomma significativo era Mamma Rosa e Marascuti, tipici proprio. Le Marascuti sono anche della fotografia sul muro di tanti anni fa.
però complimenti a voi Parè de Mamarosa, perché vale la pena per i triestini e non. Arrivederci, ora buona giornata, grazie. Grazie. Se non ho capito male, era questa è una signora che vive credo in Spagna, se non mi sbaglio. Comunque, com'è? Alle Canarie, sì, ecco, che ogni tanto appunto torna a Trieste, eccetera. Forse non le hanno detto che chiude, mi pare. No, quindi infatti. adesso non vorrei. Infatti, però sarà una notizia. Comunque, allora sì, dunque c'è un commento sulla questione migranti che dice il rovescio della medaglia è anche quello della delinquenza, e dice provate a lavorare di sera o la notte, e questo che ci scrive è un tassista che con tutta la probabilità assiste a qualche cosa e questo è l'altro lato della medaglia, insomma. Certo, e fa parte del pacchetto, nel senso che se noi non gestiamo il fenomeno c'è comunque, perché appunto non è una cosa che si può fermare, si può cercare di limitare, ma non è una cosa che si può fermare. E se noi non cerchiamo di gestire queste persone comunque ci sono. Sono persone che arrivano quindi senza documenti, sono delle ombre praticamente, formalmente non esistono, però ci sono. E allora una persona che sta in quelle condizioni lì, che quindi non può trovare un lavoro, ufficialmente non può fare nulla, e deve vivere in un qualche modo, e quindi purtroppo vive delinquendo e facendo quello che purtroppo vediamo e sentiamo troppo spesso nelle nostre città, ma anche a Trieste. Allora, se noi riuscissimo veramente ad aprire i flussi regolari, queste persone sarebbero immigrati regolari, quindi con i loro documenti, con tutte le cose a posto, è chiaro che potrebbero rientrare in una vita, diciamo, più civile e più normale, e quindi si potrebbe anche limitare l'impatto sulla società, sulla criminalità, eccetera. Dopodiché, come tutti, ci sono i delinquenti triestini e bravi triestini, i delinquenti italiani e bravi italiani, e i delinquenti immigrati e bravi immigrati. Lì è tutto il mondo e paese. Abbiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buona giornata, buon sabato al conduttore e all'ospite. Buongiorno. Solamente un'osservazione e anche una domanda alla stessa ospite. Prima ha menzionato l'Ungheria insieme alla Polonia riguardo il trattamento e il rifiuto di norme più favorevoli ai immigrati, però la signora si è dimenticato un altro paese, e cioè la Danimarca. La Danimarca in questo momento sta rimandando indietro i rifugiati siriani, soprattutto nella zona del governo di Bashar al-Assad, perché lo considera sicuro. Quasi tutti i rifugiati siriani sono rimandati indietro perché ritenuti pericolosi. Lo stesso avviene anche per gli altri rifugiati, per i quali praticamente il governo danese ha revocato o sta revocando i permessi di soggiorno. Allora la domanda che faccio è questa: la signora ha menzionato l'Ungheria e non ha menzionato la Danimarca, forse perché la Danimarca appartiene al salotto buono dell'Europa? Grazie, buongiorno. Ok, no, non è che non l'ho menzionata perché appartiene al salotto buono dell'Europa, per me non c'è un salotto buono, un salotto cattivo, semplicemente ho menzionato i due paesi più grossi che storicamente stanno facendo, diciamo, una battaglia contro l'immigrazione, contro la ridistribuzione degli immigrati all'interno dell'Unione Europea, eccetera. Non c'era nessuna salotto buono, salotto cattivo. Dopodiché aggiungo anche allora a difesa, diciamo, di Polonia e Ungheria, che in questo momento questi due paesi stanno affrontando una forte immigrazione, che è quella degli ucraini, perché hanno lì vicino a loro un paese in guerra e quindi stanno accogliendo un sacco di persone dell'Ucraina. Quindi insomma da quel punto di vista stanno facendo, diciamo, un ottimo lavoro. Però il punto vero, adesso al di là del singolo paese, il punto vero è che secondo me che l'Europa non ha ancora una visione d'insieme.
Ok, è formata da tanti paesi che hanno storie diverse, culture anche parzialmente diverse, sensibilità diverse, però l'integrazione europea deve andare avanti perché l'Unione Europea deve muoversi come un corpo unico, deve avere una sua compattezza, una sua unità e presentarsi al resto del mondo, anche alle grandi potenze del mondo, come Unione Europea. Non possiamo essere vassalli di uno o dell'altro paese o andare in ordine sparso, l'Italia dice una cosa, la Polonia un'altra e la Francia un'altra. Ecco, queste cose qua ci indeboliscono e ne perdiamo tutti. Quindi dobbiamo unirci, trovare una posizione comune, non sarà perfetta, non piacerà al 100% a tutti perché è impossibile, però trovare una posizione comune e andare avanti per la nostra strada, altrimenti finiamo per essere schiacciati fra immigrazione da una parte, potenze mondiali dall'altra e non andiamo da nessuna parte. Siamo alla prossima telefonata alla quale risponderemo dopo la pubblicità perché siamo già arrivati alle 8:30. Buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Parlo con Tele4? Sì, buongiorno. Buongiorno, guardi, io sono una signora di 85 anni. Ho lavorato da Fiora Rosa dal 1954 al 61. Ok. Vorrei ringraziare i signori adesso che vanno in pensione, vero? E di fargli tanti e tanti auguri. Io abitavo con signora Rosa, il figlio mi ha sposato. Sì, Monsignor Cataruzza. Ho capito. Ecco, è una mia paesana. Di dove? E adesso sentendo il Tele4 oggi mi sono commossa. Vabbè. Perché mi ricorda tanti quegli anni passati dal 1954 al 61 che mi sono sposata. Ecco, vorrei augurarle alla famiglia che adesso ha smesso di lavorare, che purtroppo non ho potuto andare giù a salutarli perché non sto bene. Mi dispiace. Ecco. Ho 85 anni. Grande. Ecco, grande. vorrei tanto augurargli ogni bene a questa famiglia. Ok, va bene. E ogni bene a lei, signora. Prego? Ogni bene a lei. Ma io guardi ho tanto coraggio, Grande, coraggio. brava. Tanto coraggio, guardi. E oggi sono contenta che ho preso la linea per ricordare la mia cara signora Rosa. Grazie signora. Mia paesana e Monsignor Cataruzza che mi ha sposato. Okay. Grazie signora, mi raccomando. Sto bene, grazie a voi. Buona Grazie a voi giornata. del lavoro che fate. Grazie tante, Grazie signora. infinite e buona giornata. Grazie signora. Insomma, non mi aspettavo, per dire la verità, tutto questo affetto nel senso, in realtà sì, perché poi i triestini sono molto più affettuosi di quanto tengano a far trasparire. Questo è un altro discorso. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo parecchie mail, devo dire la verità, da leggere, le leggeremo subito perché sennò si intasa tutto e non è corretto nei confronti di chi ci scrive. Allora, abbiamo un sacco di mail da leggere che hanno a che fare, diciamo, sul tema migranti, ma non solo, e quindi adesso incominciamo. Dunque, è retorica dire che gli italiani non vogliono fare più certi lavori, gli italiani vogliono essere pagati il giusto per fare certi lavori. Sono d'accordo ed è corretto che una persona che lavora sia pagata il giusto, perché comunque il lavoro deve essere dignitoso e quindi non può essere pagato 2 euro all'ora.
Su questo, proprio in questi giorni, Azione sta portando avanti da tempo una proposta sul salario minimo e adesso in questi giorni c'è stato l'accordo con vari partiti dell'opposizione per portare al governo questa proposta affinché poi venga approvata e venga portata avanti. Non è un argomento neanche questo facilissimo, perché non basta dire ci vuole un salario minimo. Allora, il salario minimo che noi proponiamo è di 9 euro all'ora. Ovviamente non deve andare a intaccare la contrattazione sindacale sui contratti nazionali eccetera, quello ovviamente rimane tutto invariato, però è giusto che il lavoro venga riconosciuto in modo dignitoso. Non è una cosa che si può fare in 2-2-4, perché se un lavoratore viene pagato, e penso a lavori in cui i lavoratori vengono pagati abbastanza poco, come per esempio l'agricoltura, non è che si può dire ok, si passa da 5 a 9 euro all'ora così, perché ovviamente si sballa tutto il mercato. L'azienda che prima pagava 4 non è che adesso può pagare 9 con facilità. Per cui l'azienda deve essere accompagnata, in questo caso dallo Stato, per raggiungere questo livello di salario minimo. Però il lavoratore deve essere pagato il giusto, assolutamente. Dopodiché io rimango dell'idea che anche pagato il giusto, alcuni lavori, diciamo, gli italiani non hanno più il piacere di farli. Ovviamente quando si dice gli italiani si generalizza, poi è ovvio che all'interno degli italiani c'è di tutto. Però tendenzialmente, ho fatto prima l'esempio dei camionisti, il camionista è un lavoro dove si guadagna anche molto bene, però è un lavoro pesante, per cui oggi come oggi molte persone non hanno più questa voglia, questo interesse a mettersi così tanto in gioco per lavorare, è un dato di fatto. Allora, sentiamo la prossima telefonata, poi devo ricordarmi delle mail. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, volevo far presente alla signora che mi viene a dire che gli italiani quando sono immigrati avevano le stesse problematiche del reddito, di quant'altro. Le faccio presente alla signora che gli italiani, quando che sono andati all'estero, erano concentrati nei campi di raccolta e dopodiché venivano smistati per lavoro e non davano né a spacciare né a fare tutte queste belle cose che fanno loro. E con questo la ringrazio della risposta, arrivederci. Tra l'altro questa è anche oggetto di una mail, quindi rispondiamo a due sollecitazioni, alle stesse sollecitazioni fatte 2 volte. Benissimo, allora sì, è vero che la gestione dell'immigrato italiano nel paese in cui andava a migrare era diversa da quella che fa l'Italia e l'Europa oggi per i migranti dell'Africa, del vicino e lontano Oriente, eccetera. Però dipende da noi, cioè non è che dipende dai migranti, non è che i migranti italiani andavano lì e dicevano adesso noi ci comportiamo bene perché vogliamo, no, era il paese d'accoglienza, diciamo, che imponeva certe regole. E quindi è giusto che l'Italia e l'Europa impongano certe regole. Infatti quello che ho detto è che bisogna riaprire dei flussi regolari. Ovviamente i flussi regolari li facciamo come vogliamo noi, non è che c'è l'anarchia. Non riaprendo dei flussi regolari, noi lasciamo spazio all'anarchia, perché la gente arriva come arriva, qualcuno coi barconi grandi, qualcuno coi barconi piccoli, qualcuno dalla rotta balcanica, qualcuno in altri modi, qualcuno arriva in aereo e semplicemente non se ne va più via, col permesso turistico e poi rimangono qui. Quindi ci sono tanti modi in cui queste persone arrivano, noi perdiamo completamente traccia e quindi c'è l'anarchia e quindi c'è il caos e quindi poi c'è anche appunto l'impatto sulla sicurezza e tutte queste cose qui. Sta a noi riuscire a gestire questa cosa qua come la gestiva gli Stati Uniti, l'Australia, eccetera, quando gli italiani andavano in quei paesi lì. Quindi siamo noi che dobbiamo farci carico di questa cosa qua, ma per prima cosa dobbiamo prendere atto che quelle persone vanno integrate nel nostro paese, in numeri, non apriamo a tutti perché vogliamo bene a tutti, assolutamente non c'è buonismo, non c'è niente, c'è un interesse nazionale.
E c'è anche oltre all'interesse nazionale ci sono anche appunto alcuni paesi in guerra, non tutti, per cui c'è anche ovviamente il fatto che dobbiamo accogliere alcune persone per i trattati internazionali. Preso atto di questo, dobbiamo capire come gestire al meglio queste cose. Per esempio le politiche messe in atto da alcuni dei paesi che accoglievano gli italiani decenni fa potrebbero essere replicate, ovviamente con le tecniche e le metodologie di oggi, però è ovviamente una cosa che noi dobbiamo fare, noi come Italia, ma soprattutto noi come Unione Europea, perché ovviamente l'Italia è semplicemente un paese dell'Unione Europea. Oggi dobbiamo pensare all'Unione Europea più che all'Italia, perché l'Italia da sola chiaramente questo problema non riuscirà a gestirlo mai. Dobbiamo essere tutti uniti. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto, mi sente? Sì, prego, buongiorno signora. Buongiorno, volevo ritornare sul stesso argomento che sta parlando la sua ospite. Gli italiani quando sono andati all'estero e li hanno mandati a fare i minatori, ricordiamo la tragedia di Martinelli, e se andavano in Argentina dovevano avere un punto d'appoggio, se andavano a New York era qualcuno che li doveva aspettare. Qua che cosa fanno? I loro passaporti, parliamo della rotta balcanica che è a 2 passi da noi, i passaporti sono tutti sul cazzo, quindi non sappiamo chi entra. E soprattutto una cosa che mi ha colpito tantissimo, sì, c'è qualche donna che arriva, però la maggioranza sono giovani, i quali quasi tutti si dichiarano minorenni. Li troviamo a dormire sulle panchine, bevono, poi lasciamo perdere il discorso dell'igiene in tutti i sensi, ma perché non vengono rimandati in Slovenia e in Croazia, visto che queste 2 nazioni fanno parte ormai dell'Europa? Chiedo una risposta, se possibile, possibilmente su tutte le domande che ho fatto. Grazie, grazie, e poi volevo dire alla sua ospite anche che lei parla che gli italiani non vogliono fare la badante, ma lei ha provato cosa significa fare la badante? Si lavora 24 ore al giorno, lei è andata a fare la politica e va quando vuole. Arrivederci e buona questo non è giornata. molto corretto, ma insomma vabbè, lasciamo stare. Insomma. Allora, io la politica la faccio oltre al mio lavoro, perché io ho un lavoro di cui vivo, che sto facendo da un po' di anni, e quello mi dà da vivere. La politica è un servizio, diciamo, che faccio per la comunità, perché penso sia importante farlo, perché penso che ognuno di noi debba comunque restituire alla comunità almeno in parte quello che ha ricevuto. Quindi io non vivo di politica, ok? Sì, so cosa vuol dire fare la badante, non perché l'ho fatto io, ma perché ho avuto bisogno per i miei genitori di utilizzare questo servizio e avevo bisogno, per le caratteristiche che avevano i miei genitori, la malattia che avevano i miei genitori, di trovare una persona che sapesse parlare l'italiano molto bene, o il triestino, e non è stato possibile. Ho trovato delle persone straniere che parlavano un italiano, si facevano capire, ma non lo parlavano bene. Ed è stato impossibile trovare persone italiane o che comunque sapessero parlare l'italiano bene, insomma, come madrelingua. Quindi assicuro che almeno su Trieste è quasi impossibile trovare badanti italiani. È un lavoro duro, un lavoro assolutamente duro, a parte che non si lavora sempre 24 su 24, ma ci sono anche le persone che fanno la badante a orari. Però sì, è un lavoro duro, ma allora cosa vogliamo fare? Vogliamo dire gli italiani non lo fanno? Ok, va bene, è una scelta. Se noi lasciamo fuori tutti gli stranieri non lo fa più nessuno. E quindi i nostri anziani chi li assiste 24 su 24? Perché guardi, io l'avrei fatto molto volentieri, però come ho detto io ho un lavoro che non è la politica. Ed è molto difficile. Io ho cercato di essere vicina ai miei genitori il più possibile, fino all'ultimo, ma chiaramente c'era bisogno di qualcuno che stesse con loro 24 su 24. E io ringrazio Dio che c'erano delle persone straniere, perché italiane non ce n'erano,
che vengono nel nostro paese e ho potuto avvalermi dei loro servizi e mi sono trovata bene e le ringrazio. Penso che abbiano fatto un buon lavoro. Non capisco come la signora possa pensare di risolvere la situazione, visto che gli italiani quel lavoro lì che è pesante non lo fanno e non vogliamo gli stranieri. Non so, cosa mandiamo tutti all'ospedale, nelle condizioni in cui stanno i nostri ospedali? Mandiamo tutti nelle case di riposo, nelle condizioni in cui stanno le case di riposo? Non lo so. Oltretutto per me il valore di tenere una persona anziana, malata, in casa è un valore altissimo, perché l'anziano ha voglia di stare a casa sua, fra le sue cose. Per me mettere una persona anziana in una casa di riposo purtroppo a volte è inevitabile, a volte è inevitabile, però diciamo che non è una cosa... secondo me dovrebbe essere una cosa da evitare il più possibile, non sempre evitabile, ma sarebbe da evitare il più possibile. Quindi grazie ai migranti che vengono a fare questo tipo di lavori e che assistono i nostri anziani. Sì, l'immigrazione italiana invece, diceva la signora, è vero, era regolata, ma è esattamente quello che dico io, deve essere regolata anche all'interno dell'Unione Europea e per farlo dobbiamo mettere d'accordo i vari paesi dell'Unione Europea e dobbiamo avere delle regole precise, perché non è possibile che succeda come succede oggi, che le persone arrivano non controllate, devono essere controllate, però in parte devono arrivare, e dico in parte, non tutti, in parte. Allora, c'è una telefonata in linea, io chiedo al telespettatore di essere un attimo paziente perché sennò mi si ingolfano le mail, io cerco di leggere le mail piuttosto rapidamente. Allora, Giorgio Marchesic ci scrive, non è vero che tutto il mondo è paese, tra noi e gli immigranti c'è una cultura diversa, una religione diversa, una mentalità diversa. Poi afferma anche l'ospite che i triestini delinquono, guarda caso le carceri sono all'80% piene di stranieri. Allora, poi sempre su questo tema ci sono delle, delle mail che non chiedono più di tanto commenti, ma insomma dice la signora Patrizia, la sinistra negli ultimi 10 anni non ha imposto le regole a chi arriva in Italia senza documenti. Questa l'ho già letta e questa invece è quella del piano. No, qua abbiamo per quanto riguarda le mail che finiscono in spam siamo a posto. Vediamo questa che ha scritto il signor Enrico, se magari la rimanda spiegando qualche cosa di più. Dice: buonasera, 23 anni, ma di cosa vi meravigliate? Siamo in Italia. Non capisco il riferimento ai 23 anni, se magari il signor Enrico ci manda un'integrazione. Ah sì, riguarda la sentenza Trajković, cioè il fatto che il ragazzo che ha ucciso il 17enne sia stato condannato a 23 anni, allora avevo confuso. Quindi per questo siamo a posto, sentiamo la prossima telefonata e poi vediamo di venirne fuori in qualche modo. Buongiorno a chi è in linea. Pronto? Prego. Pronto, buongiorno. Sono Luisa. Buongiorno. E volevo dirvi una cosa, quello che è successo a me 60 anni fa. Che mi è successo a me 60 anni fa. Ecco, mi è successo 60 anni fa. Sono nata a Rovino, anche lei mi pare che è nato verso... il giornalista, non sei istriano lei? Mio papà. Ecco, mi sono nata a Rovino nel 41, ormai sono vecchietta, però sono in gamba. E non volevo vivere là, avevo 19 anni e mi sono messo d'accordo con un amico, volevo rimandare in Italia perché quella volta sono nata sotto il Mussolini, era dittatura, dopo si è venuto altra dittatura e io non volevo vivere là in quei posti e il cuore mi tirava di andare dai miei zii in Italia che era democrazia. Quella volta era i confini con i granizari, qui non scherzava col mitra che ti aspettava, no? Altro che questi, che viene, che se no mi rabbio, dico brutte cose, i
il mega beccato in confine, il mega beccato, col mitra puntato sulla testa, uno dei qua, uno di là in braccetto, il mega portato in caserma, il mega interrogato, il mega telefonare a Vigno, il visto che non sono di politica, che sono una brava ragazza, però il mega portapolla col treno, ascolti come i delinquenti che ammazza qualcuno, il mega messo in prigione, 20 giorni, che non ho fatto niente del male, che volevo solo andare dove mi sentivo italiana. Ecco, invece loro, la gente che ha ragione, penso, i dottori, i tutto, mi so che sei poveri, anche io ero povera, che era appena finita la guerra, avevo fame, mio papà è morto nella resistenza, portato a Dachau, a 33 anni bruciato, mamma che aveva 20 anni, mica avevo 3 anni, mia sorella 1 anno, fame nera, altro che loro, mi capisco, però non si può portare tutto il mondo qua. Ecco, e dopo delinquere, violenta le nostre ragazze, c'è paura di avere femmine, perché veramente non te le puoi mandare neanche fare una passeggiata. C'è la fine del mondo, gente mia, e loro non potremo mai fermarli, perché venirà tutta l'Africa, tutti, perché loro mica capiamo, ma allora anche mi devo scampare chissà dove i miei genitori. Veramente questo mi è successo a me, è veramente le cose vere, perché il Signore sa i suoi genitori cosa era. Grazie mille, che ancora oggi dolgo paura quando che penso, col mitra, ancora sento il mitra sulla fronte. Ecco, altro che differenza, grazie mille. Grazie alla signora per questa testimonianza anche abbastanza dura. Sì. Allora, abbiamo ancora delle mail, questa è stata reinviata e riguarda anche in questo caso la sentenza. Trajković dice: sono pacifista, garantista e contro la violenza, però esprimo piena solidarietà ai familiari di Robert Trajković per l'ingiusta sentenza. Mi auguro che ci sia un appello e chi di dovere ponga rimedio all'attuale giudizio. Quindi credo che per quanto concerne le mail siamo abbastanza... Ah no, beh, c'è una lettera, c'è una mail abbastanza, dice, cambia completamente l'argomento e ci riporta a qualcosa di, come dire, rimosso e nascosto. Dice: si parla pochissimo della salute mentale e da una vita che soffro di depressione mi piacerebbe si parlasse di più e si spenda di più, perché anche la depressione è una malattia. Noi di questo durante Trieste in diretta ogni mesetto circa parliamo di queste questioni e credo che lo faremo tra un po' di giorni anche con il professor Devanna, e quindi ogni tanto ci occupiamo di questa che sì. È un problema, è un argomento importante e grave. Non vorrei essere appunto nei panni di chi soffre di questi problemi, perché sappiamo benissimo che è anche un nemico subdolo, perché terribile. Si acquatta, ti riaggredisce quando, sì. Quindi è veramente, esprimo insomma per quanto possa servire, ma credo anche tutta la nostra solidarietà a questa persona, insomma, e comunque ne parliamo ogni tanto. C'è un'altra telefonata, poi nel frattempo è arrivata un'altra mail, c'è un traffico notevole oggi, insomma, vivacità. E dire che è sabato, insomma, vabbè. Sentiamo chi è in linea, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì. Allora, senta, volevo porre una domanda all'ospite, so che si occupa di politica, volevo in ordine al MES, perché io penso che sia giusto, adesso solo 2 parole, diciamo il comportamento della Giorgia Meloni di mediare ancora. Ecco, questo, se si è capito, è la mia domanda che pongo all'ospite, penso che possa rispondere. Ok, è la questione del MES, sì, grazie. Sì, allora è abbastanza paradossale secondo me quello che sta succedendo.
Nel senso che siamo l'unico paese in Europa che non ha ancora ratificato il MES. Ratificare il MES non vuol dire decidere di usarlo, vuol dire semplicemente dire ok, è una cosa che esiste, noi siamo d'accordo che questa cosa esista, se un paese ha voglia di farne ricorso può farne ricorso, per cui non obbliga l'Italia a nulla, dà semplicemente un'opzione a un paese europeo di poter accedere ad alcuni finanziamenti che vengono regolati secondo certi accordi che vengono presi fra i vari paesi. Il fatto che il governo italiano non voglia ratificare il MES è veramente una battaglia ideologica che non porta da nessuna parte, porta semplicemente a isolare l'Italia dal resto dei paesi europei. Per nulla, non ha nessun fondamento serio e reale e per cui non si capisce, semplicemente è legato secondo me al fatto che è stata fatta una campagna per anni contro l'Europa, contro il MES, contro la Troika, contro questi poteri forti che ben non si capisce quali siano e quindi ora andare a dire sì, col governo di destra l'Italia ratifica il MES sarebbe come rimangiarsi tutto quello che loro hanno detto per anni. Ma è una pura questione di facciata, ratificare il MES va fatto e non implicherebbe nulla per l'Italia, darebbe semplicemente la possibilità a allo Stato che desidera di accedere al MES. Quindi vediamo di superare le battaglie ideologiche che non portano mai da nessuna parte, vediamo cosa vogliono dire i passi che vanno fatti in quanto tali, nella sostanza, e andiamo avanti, perché se no continuiamo a parlare del nulla e restiamo incagliati lì e non riusciamo mai a progredire. Quindi il MES va ratificato. Allora, abbiamo tempo ancora per una sottolineatura che riguarda il lavoro di il lavoro di Azione, perché nella sede che sta in via Gatteri. Sì, via Gatteri 14. Via Gatteri 14, voi fate delle attività anche di assistenza, se vogliamo. Sì, perché secondo noi fare politica è sì ovviamente agire nelle istituzioni con l'attività legislativa eccetera, ma è anche dare alle persone normali, come tutti i cittadini, come tutti noi, del supporto per quanto possibile. Per cui noi abbiamo delle persone che sono particolarmente competenti su alcuni temi e quindi mettiamo a disposizione questa competenza per aiutare le persone a risolvere vari problemi. Abbiamo per esempio la consulenza previdenziale, per cui se voi avete dei dubbi, delle domande su tutto quello che riguarda, diciamo, le pratiche INPS, pensioni, disoccupazione, eccetera, venite da noi nella nostra sede, via Gatteri 14, e lì troverete, se non è presente in quel momento, prendiamo un appuntamento, una persona che per tutta la vita ha lavorato su queste cose qui e quindi saprà aiutarvi su questi argomenti. Stessa cosa per tutto quello che riguarda il mondo delle assicurazioni. Anche lì abbiamo una persona che per tutta la vita ha fatto broker assicurativo e che saprà dirvi se l'assicurazione che avete copre magari il danno che avete avuto o quale tipo di assicurazione dovete fare per avere un certo risultato, eccetera. Stessa cosa, ripetizioni private, quindi matematica, fisica, latino, storia, filosofia. Greco va, dobbiamo ancora studiarci un attimo. Però su tutte le altre materie che ho nominato noi abbiamo delle persone che sono, per esempio per matematica e fisica, abbiamo un laureato in matematica che ha fatto il dottorato alla SISSA, quindi insomma persone competenti sull'argomento che assolutamente in modo gratuito, non vi chiediamo nulla, non vi chiediamo assolutamente nulla. Potete venire lì, vi prendete l'appuntamento e sarà il nostro piacere poter dare un supporto e un contributo, insomma, per risolvere i problemi che poi tutti noi ci troviamo ad affrontare. Quindi venite in sede, e la sede adesso durante l'estate è aperta 3 giorni alla settimana, però come ho detto possiamo prendere l'appuntamento, siamo super flessibili. Se volete delle informazioni scrivete all'indirizzo mail Daniela Rossetti, che è il mio nome, daniela Rossetti @hotmail.it.
Quindi noi siamo a disposizione, via Gatteri 14, vi aspettiamo. Grazie allora a Daniela Rossetti di Azione, buon lavoro e buona estate. Grazie mille altrettanto e buona giornata a tutti quanti. Andiamo in pubblicità, poi cambiamo ospite, sarà con noi il consigliere comunale Vincenzo Rescigno. Allora, seconda parte per quanto concerne gli ospiti di questa puntata di Trieste, la forza dell'abitudine di Sveglia Trieste, siamo in compagnia del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vincenzo Rescigno, grazie per essere tornato nei nostri studi. Fra l'altro questa è la prima volta che il consigliere Rescigno è il nostro ospite da quando è approdato, diciamo, usiamo questo termine, a Fratelli d'Italia. Certo. È stato, adesso non voglio ricostruire, cioè tocca a Rescigno ricostruire, però insomma, diciamo, è stato per quanto la riguarda, ma possiamo anche darci del tu, qui io la considero diamoci del tu, caro Umberto, una sorta mi ha liberato di un peso. Di zona franca da questo punto di vista. Da quando è incominciato il tuo periodo, insomma, di ripensamento, probabilmente prima il gruppo misto, poi di nuovo in lista di piazza e poi in Fratelli d'Italia? Allora, in un politico, nella vita di un politico locale come il mio, come me, chiaramente vi è un certo percorso e questi percorsi sono fatti da momenti importanti. Io sono partito da Alleanza Nazionale, quindi un partito di destra, dopodiché il partito è svanito, dopodiché ancora è stato creato il PDL, anch'esso sparito, dopodiché è stato creato ancora un altro partito, Futuro e Libertà, e quindi sono rimasto fedele, ho cercato di restare fedele a tutti e tre i partiti, ma tutti e tre in effetti non ci sono più. Quindi nell'estate del 2012 il sindaco di piazza mi chiamò per invitarmi a costruire la lista insieme a qualche altro per quanto riguarda le prossime elezioni comunali del 2016, in quanto il sindaco per quel periodo era consigliere regionale e in regione avevamo quell'incontro. Quindi io sono nato come uomo di destra di ispirazione patriottica, chiaramente nella lista di piazza. Mi dispiace che purtroppo la lista di piazza non c'è più in sostanza, perché su 6 consiglieri 5 sono andati via, questo ci sarà un motivo anche importante. Poi per quanto riguarda l'approdo in Fratelli d'Italia, per me non è altro che un ritorno alla casa madre, perché in effetti Scocimaro, Giacomelli, Porre e altri erano con me in Alleanza Nazionale, quindi ritrovo un'Alleanza Nazionale ringiovanita che si chiama Fratelli d'Italia ovviamente, e sono esattamente disponibile per servire Fratelli d'Italia, la città ed i cittadini. Allora, sentiamo la prima telefonata per Rescigno, buongiorno. Pronto? Prego. Dunque ringrazio il caro Guido che mi mette in onda. Buona giornata, dottor Bosazzi. Buongiorno, e Claudio. al consigliere gradito ospite Vincenzo Rescigno. Sono Claudio Visentini. Prego. Chiedo, diciamo, qualche mese fa ho letto dell'importante riqualificazione della stazione Museo del Campo Marzio, ma non vedo attualmente degli sviluppi. Ci può dire qualcosa, consigliere? Poi la settimana scorsa presso il Caffè San Marco varie sigle sindacali si sono riunite per evidenziare alcune criticità del NUE 112. Cambierà qualcosa? Infine, è vero che il Palazzo Cacciotti vi è una trattativa in corso con le generali. Chiudo dicendo che nel 2024 il presidente Zeno D'Agostino finisce l'attività come presidente del porto. Credo che la politica lo debba trattenere questo manager valente, riservandogli un incarico pari alla sua professionalità. Grazie per le risposte, buon lavoro, porti un saluto alla signora Alicia da parte nostra. Grazie. Grazie signor Claudio, sono di Graziella. C'è tanta... Sì, insomma, c'è anche un carico da 11, non da poco alla fine. Ma... Non da poco, quindi iniziamo dalla stazione
Campomarzio, quindi la stazione di Campomarzio, in effetti ha ragione il signor Claudio, mesi fa vi fu un annuncio attraverso la stampa dove sarebbero investiti 18 milioni di euro per la riqualificazione di quel sito. Ricordo che la stazione di Campomarzio fu costruita dall'impero austro-ungarico nei primissimi anni del Novecento, quindi la fondazione FS ha messo a disposizione questi 18 milioni. Quindi l'obiettivo qual è? È quella di far diventare la stazione di Campomarzio il primo museo nazionale funzionante, nel senso che funzionerà anche come stazione ferroviaria, sarà un polo della cultura ferroviaria sia italiana che europea. L'obiettivo principale è quello di creare all'interno di quel sito anche un hotel a tema ferroviario con una terrazza, portare i turisti e i cittadini dalla stazione di Campomarzio fino a Miramare, e poi ulteriore passo per attraverso il valico antico di Morrupino portarli anche nelle prossimità della Slovenia, nell'immediata entroterra slovena e anche austriaca. Ecco, questo è un obiettivo ambizioso, in quanto c'è ancora altro, nel senso che diciamo, l'obiettivo finale è quello di fare un percorso in vagone letto da Trieste a Pietrarsa. Perché? Perché a Pietrarsa c'è un museo nazionale delle ferrovie dello Stato, quindi un viaggio di questa portata da Trieste a Pietrarsa in provincia di Napoli, dove vi è appunto un museo nazionale. Dopodiché la stazione di Campomarzio, una volta riqualificata, sorgerebbe in una zona privilegiata quale è già adesso, in quanto c'è l'ex meccanografico dove è stato riqualificato in fase di ultimazione, e all'interno dell'ex meccanografico andranno alcuni uffici, esatto, trasferito da Piazza Vico all'interno dell'ex meccanografico, appunto. Ci sarà la nuova piscina terapeutica, poi ci sarebbe l'ipotetico, il futuro Parco del Mare, mi auguro, il mercato ortofrutticolo che dovrebbe trasferirsi, creando un posteggio altro, trasferirsi a Prosecco, quindi la zona è abbastanza privilegiata, e direi che questo progetto di 18 milioni di euro potrebbe avere una sua nascita, in sostanza. Poi parlava del NUE. Il NUE, sì, il numero unico di emergenza, ovvero il 112, nacque, cominciarono le proposte già nel 1991, però l'Italia e anche questa regione, attraverso la Presidente Serracchiani, ha aderito a questa direttiva europea spendendo anche 5 milioni. Io personalmente, per quanto riguarda il numero unico regionale 112, non sono tanto d'accordo, sono un po' scettico, perché preferisco avere degli operatori sul territorio che conoscono bene il territorio. Quindi il signor Claudio diceva che si sono riuniti dei sindacati al Caffè San Marco, è vero. I sindacati di polizia mi pare di aver intravisto, e quindi si parlava di questo coordinamento, in effetti, che questo sistema mostra alcune criticità, e ci credo anch'io. Io tornerei a quello che c'era una volta, quindi territoriale, un numero di emergenza territoriale. Ecco, mi pare che sì, c'è il Palazzo Carciotti. Sì, il Palazzo Carciotti, in effetti, come disse il sindaco stesso in una trasmissione, lo disse a Ring, no? Proprio su questa emittente, in effetti si sta trattando con le generali, perché i generali hanno intenzione di creare un'accademia loro, o per i dipendenti o per i futuri dipendenti, quindi in effetti è vero. Poi chiaramente vi sono più segnalazioni per quanto riguarda il Palazzo Carciotti, perché io ricordo che nel giugno 2020 abbiamo approvato una delibera che aveva come oggetto il piano particolareggiato del centro storico,
che permette, a differenza del piano precedente che risaliva al 1978, questo piano che noi abbiamo approvato nel giugno 2020 permette di comprare il Palazzo Carciotti, ad esempio, e poterlo modificare all'interno. Il progetto Semerani, quello del 1978, era più severo, non ti permetteva di modificare all'interno, mentre con questo piano del 2020 è possibile. Chiaramente questo piano particolarizzato del centro storico riguarda oltre 1600 edifici del centro, quindi automaticamente c'è più lavoro, più ricchezza e quindi c'è una trasformazione anche in minima parte del centro storico. Poi mi pare che Zeno D'Agostino sì. Il dottor Zeno D'Agostino è un manager a livello internazionale, quindi è vero che è in scadenza, ma credo che alla fine perdere un manager di tale portata sarebbe solo un danno per questa città e per il porto stesso. Sono sicuro che qualcuno si attiverà per trattenerlo sul territorio. Ma potrebbe, c'è un massimo di 2 mandati? Non conosco i mandati per quanto riguarda i presidenti dell'autorità portuale, però sarebbe una grave perdita, perché al momento le uniche attività forti sul nostro territorio, sulla nostra città, sono 2, le attività portuali e quelle del turismo, che sono trainanti per tante cose. Allora c'è una telefonata alla quale risponderemo dopo la pubblicità, ma intanto sentiamo chi è in linea e che cosa ha da dire. Buongiorno. Pronto? Pronto? No, non si sente. Buongiorno, prego. Per la redazione e al consigliere De Ciglio. Vorrei conoscere il suo parere in ordine a una questione. In questi anni si è visto una costante esternalizzazione dei servizi da parte degli enti pubblici a attività terze. Io credo che questo possa limitare e impedire la comunicazione tra l'ente pubblico e comunque il cittadino, e quindi ritengo che si dovrebbe ritornare a una maggiore internazionalizzazione dei servizi, ancorché in modo graduale, in modo che direttamente l'ente pubblico possa interfacciarsi. Vorrei sapere il suo pensiero. Mi scusi se non ho capito, non so se Rescigno io non ho capito benissimo la questione. Se può ripeterla soltanto, perché... Ma che c'è, una Vespa? Pronto? Vabbè, parlava di esternalizzazione. La questione è che dal mio punto di vista si dovrebbe far sì che sia direttamente l'ente pubblico a fornire i servizi e non cederlo a terzi. Ho capito, perfetto, non avevo capito bene, anche perché forse c'è il ritorno e quindi abbiamo dei problemi. Grazie, rispondiamo dopo la pubblicità, abbia pazienza. Bene. Allora, abbiamo in sospeso la risposta al telespettatore di prima, che riguarda le eccessive, dice lui, esternalizzazioni dei servizi degli enti pubblici. Certo, perché si ricorra alle esternalizzazioni? Quando un ente pubblico si rende conto che non è più capace di essere finanziatore e produttore di quell'attività o di quel servizio, ricorre normalmente alle esternalizzazioni. Questa è una direttiva, diciamo, anche nazionale ed europea, la applicano la regioni, gli enti sovraordinati, tutti, a cominciare dalle regioni, i ministeri e anche l'Europa. Quindi quando
Perché il problema quando si va ad incidere sul bilancio dei comuni in particolare, visto che a noi interessa il nostro comune, quindi quando si va ad incidere sul bilancio ovviamente bisogna trovare un sistema. Il sistema trovato è quello delle esternalizzazioni, che è vero, si perde, come diceva il Signore, si perde il contatto diretto fra cittadino ed ente pubblico, perché c'è interposto, oppure di lato c'è chi fornisce quel servizio, che sì, c'è appunto un passaggio in più. Un passaggio in più, ed è anche difficile raggiungere e parlare chi si occupa di quel servizio. Noi a questo punto chiaramente abbiamo tante attività esternalizzate all'interno del comune. Vi ricordo che le prime attività esternalizzate si è iniziato con le scuole, ovvero sostituire, appaltare all'esterno le mense, le scuole, la vigilanza, i portieriati, le educatrici e tanto altro. L'ultima, la più grande esternalizzazione è stata quella della Cegas, che fornisce i beni primari, ovvero luce, acqua e gas. Ma quello che noi adesso, per parlare dell'era moderna, l'ultima esternalizzazione riguarda quello degli apparati tecnologici, e mi riferisco in particolare ai personal computer. Abbiamo una ditta esterna che serve il comune per quanto riguarda la manutenzione e l'aggiornamento di tutti gli strumenti che riguardano una certa tecnologia, ovvero in questo caso i personal computer, mentre l'INSIEL, che è un ente pubblico, fornisce invece tutti i software agli enti locali, compresa la regione. Poi mi pare che non ho più segnato nulla. Sì, abbiamo Esatto, uno dei sistemi per quanto riguarda esternalizzare, sì, ma fino a un certo punto, ovvero creare un ufficio in-house, cioè in casa, fatto proprio, come è accaduto con Esatto. L'Esatto non è altro che un altro ufficio del comune che fa gli interessi del comune, ma ci sono vari sistemi per esternalizzare, tra virgolette, ma uno di questi, appunto, creare un sistema in-house, quale potrebbe essere ad esempio quello di Esatto. Poi alla fine, quando sono stati ad esempio esternalizzati i servizi per i cimiteri, mi viene in mente i cimiteri, ma anche altro ovviamente, si trasferiva, ho scritto prima, sì, per i cimiteri, i giardinieri, i portieri, si trasferivano i dipendenti comunali a quell'ente, cioè alla Cegas, cioè per non pagare il servizio esternalizzato più lo stipendio dell'operatore che avevi in casa, esperto. Quindi sono stati trasferiti dipendenti comunali direttamente alla Cegas per occuparsi chi aveva, diciamo, esperienza per quanto riguarda sia i cimiteri, ma il servizio dell'acqua, del gas, eccetera, eccetera. Quindi assorbiti direttamente dalla Cegas. Sentiamo la telefonata in linea, poi abbiamo anche 2 mail di cui dobbiamo occuparci. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Ecco, anche il consigliere Recigno mi aveva promesso che il suo primo intervento mi avrebbe dato una risposta riguardante l'isola ecologica di Via d'Angeli 17, quella che è a 1,5 metri dalla casa sua, sì, dalla cucina. Allora, è ancora in linea? Sì, sono in linea, aspetto. Sì, allora io ho provveduto, come sempre, le avevo detto che mi sarei interessato, qua c'è l'email, il documento, di quanto io mi sono occupato quando lei chiamò in diretta. Sì. Sì, dopo magari adesso mi chiederò il suo numero a fine trasmissione. Questa è la risposta, la mia domanda, la risposta è per quello che ho fatto, come le avevo promesso, perché ogni volta che ricevo una segnalazione o vado personalmente dai dirigenti e quando mi vedono sanno che c'è un problema, oppure faccio la mail. Quando la vedono arrivare. Esatto, ma io per cui certe volte evito, faccio la mail, però se a questa mail non avessi avuto risposta sarei andato io di persona. Ecco, in sintesi... C'è tutto scritto, è inutile che le leggo, però in considerazione le leggo solo il finale, poi casomai ci incontriamo
oppure prenderò il suo numero di telefono dopo e la chiamerò. Finisce questa mail col dire che in considerazione di quanto sopra non si reputa necessario posizionare ulteriore isola ecologica, anche perché nella più sfortunata delle ipotesi il residente dista da una distanza di non meno di 100 metri dall'isola ecologica più vicina della sua abitazione. Si ricorda che il limite imposto dal regolamento igiene urbana è di 300 metri tra calzonetto e residenza. Poi, se vuole, ne riparliamo più dettagliatamente. Ok, va bene? no, la prima occasione che ci incontriamo magari ne parliamo, perché non è così. Comunque, non è così. Congratulazioni per essere ritornato nella casa dove... Nella mia casa madre. Esatto. Bene, ne sono orgoglioso. contento. Bene, grazie, a presto. Ok. Però adesso mi scusi, io non voglio prendere, insomma, io dovrei essere terzo, però mi incuriosisce molto, nel senso, questo signore ha i cassonetti delle immondizie a pochissima distanza dalla sua cucina, di fronte alla casa di questo signore. Abbiamo fatto vedere le immagini, magari adesso le recupero. Di fronte alla casa di questo signore c'è un muraglione dove, secondo me, tranquillamente si potrebbe spostare là quest'isola ecologica. Se si occupa un posto macchina spostando l'isola ecologica là, è vero anche che si recupera, voglio dire, questo d'estate sento questo è quello che mi fu detto o aver capito, io ho fatto quello che dovevo fare, però è anche vero che io ho parlato con Martina, che sarebbe la segretaria di Tele4 al telefono, cercando di reperire il numero di questo signore, il nome e il numero di questo signore, che purtroppo non ha lasciato il nome, è stato difficile rintracciarlo via telefono, avrei fatto un sopralluogo sul posto. Comunque la storia non finisce qua, cercherò il numero della segretaria dopo la trasmissione e lo contatterò di persona, però quello che avevo detto ho fatto. Anche perché volevo eventualmente vedere se riesco a far vedere la faccenda. Ieri ci sono riuscito perfettamente, oggi già è diverso, ma comunque insomma la situazione più o meno credo sia più avanti, se non mi sbaglio, dovrebbe essere, ecco qua, insomma o questa o una ancora più avanti, insomma, il signore ha però queste isole ecologiche, forse qua, di fronte, attaccato alla cucina, insomma, mi pare un po' strano. No, a me diceva che in un perimetro in una certa strada ci sono 6 isole ecologiche, mentre in un'altra strada ce n'è soltanto una, e quindi in virtù di quello che abbiamo parlato un mese fa e poco più, ho agito in base a quello, però ripeto, faremo un sopralluogo. Farò un sopralluogo. Ok, allora abbiamo tempo, credo sia questa, guardi, credo che sia questa, via Angeli 17, se adesso magari, non so se dalla regia riescono, ecco, via d'Angeli, sì. Questa è la casa e qui c'è l'isola ecologica, di fronte non c'è spazio, cioè se mettono l'isola ecologica di fronte, dall'altra parte della strada, ci sono i parcheggi, c'è un altro problema poi per i parcheggi. Quantomeno io capisco anche la rivoluzione, perché mettere così perderai 4-5 parcheggi. Però ne recuperi 3 o 4 comunque da quest'altra parte, insomma. Appunto, bisogna valutare, perché insomma, in effetti sarà una di quelle cose una soluzione troveremo. Sarà una di quelle cose che magari poi io prendo a cuore e poi divento fastidiosissimo su queste cose. Allora, abbiamo la pubblicità in arrivo, però mi pare di capire che c'è un signore che ha telefonato, un telespettatore, una telespettatrice che ha telefonato, quindi sentiamo la domanda e poi anche a questa domanda rispondiamo dopo la pubblicità, ma poi devo ricordarmi assolutamente che ci sono un paio di mail da leggere. Buongiorno a chi è in linea. Buongiorno. Prego. Sono in linea, sì, grazie. Buongiorno. Allora, devo porgere una preghiera sulla pulizia, purtroppo anche, di alcune aree. Parlo dei portici di Chiozza, che è una zona, fra l'altro, molto bella, il palazzo è molto bello,
E la pavimentazione fa pietà. Ci deve essere stato uno scarico di pittura, per cui il marmo è assolutamente rovinato, quindi insomma è una via centrale, il palazzo è molto bello, non credo che i turisti restino indifferenti a queste cose. Ecco, poi un'altra cosa, io ricordo, e ho qualche anno sulla vita, che una volta giravano dei carrozzoni d'acqua con delle pompe, specialmente d'estate, e lavavano la via Cesare Battisti, lavavano la via Carducci, quindi c'era una notevole attenzione. Parlo però evidentemente di un tempo che non è più. Grazie e buon lavoro. Grazie signora. Dopo la pubblicità rispondiamo, nel frattempo si è aggiunta un'altra mail. Bene. Ma le leggeremo dopo la pubblicità tutte quante. Allora, pavimento dei portici di Chioggia effettivamente diciamo che è un po' triste da vedere, dai, mettiamola così. Certo, sarebbe necessario intervenire, però ci sono alcuni siti, alcuni punti della città dove è necessario, in effetti, certe autorizzazioni, ad esempio della soprintendenza. Io adesso ne parlerò con l'assessore Babuder che ha la delega all'urbanistica, chiederò quel pavimento zona portici di Chioggia, per capire se si può intervenire, se si può fare un sopralluogo o meno. Per quanto riguarda l'altra cosa che diceva la signora, per quanto riguarda i camion, che mi ricordo anch'io, che lavavano e disinfettavano le strade, in effetti neanch'io li vedo più, evidentemente ci sarà un altro sistema. Questa è una foto se magari, vabbè, insomma, è abbastanza... Però voglio dire, è effettivamente un pochettino triste quel pavimento rispetto anche, però per metterci mano se basta il comune oppure è necessario io ho paura che la soprintendenza e altri. Allora, dunque, abbiamo domanda per il consigliere Rescigno. Come si potrebbe eliminare l'inquinamento delle navi da crociera quando arrivano in città? E poi dopo ce n'è un'altra. Rispondo? Sì. Allora, per quanto riguarda le navi da crociera, quest'anno sono previste... E delle generali, i portici di che adesso mi scrive... Quindi non è del comune. Mi scrive Carlo Grilli che continua ad essere, questo mi fa molto piacere, nostro assiduo telespettatore, è privato e delle generali. Quindi, cara signora, cominciamo male, perché comunque sia, proverò a vedere con lo stesso. Ma comunque ce l'ho trascritto qua. Allora, per quanto riguarda le navi, abbiamo quest'anno circa 150 toccate. Però cosa portano queste navi da crociera? Molti si lamentano, come la signora o il signore che ha scritto qua adesso, dell'inquinamento. È vero l'inquinamento, che vogliamo fare? Quando noi vediamo il pennacchio della nave in sosta di fronte a Piazza Unità, chiaramente quel pennacchio di fumo esiste perché la nave deve mantenere efficienti tutti i servizi all'interno della nave stessa durante la sosta nella nostra città. Quindi è anche vero che... Perché questo? Perché i nostri porti, le nostre coste, al momento i nostri attracchi sono sprovvisti di banchine elettrificate. Però l'autorità portuale, tornando a Zeno d'Agostino, nei primi di gennaio, ha indetto 3 gare per l'elettrificazione delle banchine portuali e quelle anche di fronte a Piazza Unità. Ricordo che l'autorità portuale ha ottenuto 422 milioni dal PNRR e 50 milioni di questi vanno a rimodernare tutta la fascia costiera, comprese le banchine elettrificate. Quindi non ci lamentiamo tanto per quanto riguarda quel pennacchio di fumo delle navi da crociera che portano inquinamento in città, non è proprio tanto vero, è vero anche però che non possiamo fermare i trasporti marittimi, i trasporti aerei, i trasporti su rotaie, quindi tutto porta inquinamento, se vogliamo essere precisi. Poi
non possiamo fermare tutto, quindi chiaramente ci sono dei benefici che portano le navi da crociera quando arrivano in città, dalle cose essenziali, ad esempio i rifornimenti, le provviste, bar, ristoranti, pilotine, ormeggiatore, c'è una serie di attività che portano soltanto ricchezza e benessere per questa città. Poi è stato fatto uno studio anni fa dal terminale Trieste Passeggeri, ma anche recentemente, dove un turista che sbarca dalle navi in media spende 50 euro, si spendono 50 euro a persona. Ho fatto un calcolo, dovrebbero essere circa sui 30 milioni, tra i 30 e i 40 milioni che questa città incassa ogni anno. Quindi le navi da crociera ben vengano, portano vitalità, turismo, ricchezza, lavoro per tanti di noi. Io ne conosco diversi che lavorano proprio per quanto riguarda l'attività crocieristica. Ecco, non saprei, non ho trascritto nient'altro, e poi insomma sappiamo che il turismo è fortemente legato alla cultura, abbiamo un patrimonio storico-culturale importante, perché ricordiamoci sempre, come ho detto l'altra volta, che l'Italia è un paese, un museo a cielo aperto. E questi vogliono fare la lotta al Colosseo, quei due. Vabbè, lasciamo perdere un altro discorso. Allora, e invece chiedo scusa soltanto a chi è in linea, ma credo che qui la risposta sia breve. Si conosce la data di apertura del parcheggio di Roiano? Ci scrive il nostro amico Luca, anche perché dice la situazione dei posteggi auto in zona si fa sempre più critica. Allora, per quanto riguarda Roiano, ormai siamo diciamo agli sgoccioli, è tutto terminato, quindi è questione direi di settimane. L'impresa un'impresa seria che ha proceduto per i lavori, è stata fatta anche una inaugurazione, una visita importante, quantomeno su quel sito siamo pronti, quindi credo che sia questione di settimane. Mancano forse gli ultimi collaudi per quella scuola, giardino, parcheggio, quello che è, e diciamo che siamo pronti. Ecco, okay. Per quanto riguarda il parcheggio, poi le date certe, ovviamente l'assessore è più aggiornato di me. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno, con il signore ospite parlo? Parlo con il signore ospite? Sì, prego, prego. Sento. Sì, buongiorno, vorrei chiedere, io sono un collega dell'ispettore Porro, non della Polizia di Stato ma della Polizia Penitenziaria, quindi ci conosciamo benissimo con l'ispettore Porro. Ecco, volevo chiedere una cosa a lei, però ma se aveva occasione la chiederò anche a Porro. Questo gennaio 2023 la signora Giorgia Meloni ha detto che aumentava le pensioni, mi ha aumentato 4 euro di pensione. Sono un maresciallo della polizia, sono il tenente capo della polizia penitenziaria e sono andato in pensione con il massimo, quindi il Porro sa quando prendo io e quando... Ecco. Però c'è un problema, che con 4 euro quanti caffè bevo in un mese? Beverò 3 caffè e con 3 caffè 23 giorni bevo 3 caffè un al giorno e 27 giorni cosa faccio? Guardo gli altri come bevi? Ok, questa è una questione che viene posta abbastanza spesso da questo telespettatore, per dire la verità. Sì, se un maresciallo della polizia, sempre aver capito, in pensione conosce Porro, quindi non so come, in che stato di disagio possa vivere, perché io sono luogotenente dell'esercito e mi accontento di quello che ho. Lei che è stato maresciallo della polizia, più o meno dovremmo essere là con la pensione. 4 euro. Stai tranquillo.
più che altro il signore dice gli ha dato fastidio, mettiamola così, sì, il fatto che l'aumento della pensione promesso sia stato di 4 euro. Se il signore magari prendeva 700 euro di pensione, l'aumento sarebbe stato di 150 euro. Se ne prendi 2000 o 2005, l'aumento sarà di 4 euro. Questo è un mio ragionamento. Vabbè. Per questo riguarda cose private, se lei ha piacere e vuole telefonarmi, gli spiegherò con più calma. L'altro numero che prenderò dopo, oltre a quella del signore dei cestini, dei bottini, allora proseguiamo. C'è un'altra mail no, ce ne sono 2 addirittura. Allora, portici, immagino sia sempre portici. A me piacciono i portici di Chioggia, con tutti i lavori che ci sarebbero da fare in città in periferia, lasciateli stare. Ok, bon. E poi cassonetti e convivenza difficile con i posti auto. Ad esempio il parcheggio di fronte al Parco Revoltella, enorme isola ecologica al centro, creata non per i residenti perché distanti, ma per furgoni o cittadini automuniti di passaggio. Perché non crearlo più in alto nell'enorme piazzale Ferdinandeo? Però insomma, già che ci sono, includo nella stessa richiesta il parcheggio stanziale per i camper, però portarlo, insomma, il Ferdinandeo è bello così com'è, andarlo a sfregiare la vedo un con po' dei bottini, sì, anche questo non so fin dove sarebbe possibile, però del resto sarebbe anche, come dire, oggettivamente sarebbe anche brutto dire mettiamo i bottini là perché quello è un luogo brutto per conto suo, non sarebbe corretto. Certamente no. Però sì, insomma, al Ferdinandeo i bottini insomma, non li vedrei. Comunque io rivedrò, come dico sempre, la trasmissione e prenderò appunto di tutto quello che si è parlato oggi. Quello che è possibile fare sono a disposizione. Quello dove è sicura la negazione, mi dispiace. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buona giornata a voi. Prego. A tutti quelli che sono in linea. Avrei una proposta provocatoria, nel senso che l'ospite prima aveva detto di integrazione, no? Allora, parliamo logicamente di immigrati. E allora, io ho un'idea. Visto che gli immigrati sono pagati, tra virgolette, il soggiorno è pagato dalla Comunità Europea e l'ospite prima ha detto che abbiamo bisogno di operai eccetera eccetera eccetera, perché non sarebbe consono dal mio punto di vista fare un obbligo di mandarli nelle scuole professionali in modo da avere una professionalità, visto che stanno qua 2-3 anni, e poi le nostre industrie avrebbero personale pronto, così in modo indiretto non ci sarebbe tanta gente in Piazza della Libertà, perché saranno occupati 8 ore a studiare e casomai in spese delle varie fabbriche che avranno scelta di prenderli. Un pensiero, grazie e buona giornata. Questa è effettivamente più una provocazione. Ma... Sì, una provocazione, però sappiamo tutti che l'immigrazione gestita in questo modo crea timore, crea un cambiamento di abitudini per quanto riguarda i cittadini italiani, così come adesso non va bene, perché è innegabile il disagio che provano gli italiani, i cittadini dall'estremo nord fino all'estremo sud. Io, per quanto riguarda questo tipo di immigrazione, abbiamo il 95% degli immigrati che sono giovani e forti. Chiaramente se stanno in uno stato di ozio è logico che la cosa diventa un po' più pericolosa, mentre chi viene qua viene già, a parte che anziché spendere soldi arrivare con i barconi, sento parlare anche di alcune migliaia di euro, non capisco perché non arrivano in Italia con 200-300 euro con l'aereo. Comunque questo sorvoliamo, quindi alla fine non si possono avere tanti giovani, centinaia di migliaia di giovani in ozio per le strade. Ma a Trieste, perché ancora Trieste, ancora ci salviamo, ma io ad esempio ho visto a Parma. Io ci sono delle città dove chiamavo, ad esempio Padova,
per motivi professionali andavo una volta al mese e andavo la sera prima per godermi quella cittadina universitaria, silenziosa, elegante, è un'area che mi piaceva. Sono tornato dopo 10 anni e appunto grazie a questi giovani immigrati sparsi un po' le famose capannelle rendono una certa tensione, Padova non è più la stessa che io conoscevo 15 anni fa. Ecco, questo poi sull'immigrazione possiamo parlare per ore, il problema comunque sussiste. Su questo io però per onestà culturale, diciamo così, io devo ricordare che anni fa il sindaco di Piazza aveva proposto che alcuni dei migranti potevano essere impiegati per una serie di, diciamo, lavori di abbellimento, di manutenzione pubblica, segnatamente ridipingere le... Sì, però ci fu una levata di scudi, tanto che il sindaco poi fu costretto a... Cioè, non era il sindaco. No, era il sindaco che l'aveva detto. E allora c'erano i soldi? Posso... Sì, come no, anzi. Sì. Allora, mi ricordo, io ero capogruppo all'epoca dell'S di Piazza e ci fu questa discussione in quanto tutta la ferriera, tutti i ferri, le ringhiere di impiegare degli immigrati per quanto riguarda la pitturazione c'erano 170.000 euro a disposizione, sì. Però alla fine qualcuno diceva che non erano all'altezza, qualcuno diceva ci vuole un corso per dipingere quell'inferiata, ci vogliono i caschetti, le scarpe antifortunistica, l'uniforme, insomma per fare quel lavoro costava più equipaggiare il personale da istruire che non, insomma i 170.000 euro che c'erano non bastavano, però alla fine un sistema bisogna trovarlo, perché alla fine non può essere che ci sono tanti giovani che ognuno di loro ci costa 16.000 euro all'anno. Però mi lasci dire, Rescigno, lasciami dire, quella era una buona idea, secondo me. Di impiegarli? Se fosse ma vogliono farlo? Hanno voglia di farlo? Quello non lo so. Però se fosse andata in porto... Sì, ma su ogni cosa la burocrazia, la capisco benissimo. Su ogni allora, dunque, non ingolfiamo, c'è una telefonata e c'è anche una mail. Chiedo a chi è in linea di essere rapido nella domanda, così forse riusciamo ad evadere anche la mail. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi sentite? Allora, sì. Buona giornata. Ho sentito che parlavate di Ferdinandeo, di Cassonetti, di camper. Mi collego col discorso camper. Volevo segnalare che in effetti in via dell'Eremo, via d'Angeli, tantissimi e tutta la via Rivoltella ce ne sono tantissimi di camper, anche non usati, nel senso che li tengono tipo magazzino, stazionano anche in una zona, a parer mio, anche bella, carina, perché siamo nel verde, è una zona tranquilla. Volevo capire, esiste una soluzione per questi camper che stazionano tipo magazzini, tutto qua? Ecco, grazie, vi auguro signora. buona giornata e stare in una... Grazie signora. Sì, c'è un progetto, io parlai col sindaco mesi fa, più di un anno fa, per quanto riguarda creare un parcheggio ad hoc appunto per i camper. E questo fu sollecitato anche da un cittadino, neanche a fare apposta, era un mio collega, che alla fine mi martellava, nel senso che poi ho parlato col sindaco e c'è un progetto in atto per quanto riguarda creare proprio un'area per il parcheggio. No, mi ricordo che eravamo nel periodo del Covid, quindi durante quel periodo si è bloccato un po' tutto, ma è in animo di questa giunta creare appunto non ho ben chiaro esattamente dove, forse il sindaco lo sa, un'area parcheggio ad hoc per i cittadini triestini. Però questo è un problema che ho già affrontato e che riaffronterò. Allora, dunque c'è un telespettatore che dice: è possibile implementare ed abbreviare i tempi di percorrenza dei treni Trieste-Venezia? Questo è auspicabile, oltretutto più che possibile, sì, perché oggettivamente è un po' una bomba. E poi dice: ma qua però, per quale motivo il porto di Trieste ha permesso l'acquisizione da parte di Hamburger Hafen della piattaforma? Parli di tedesca, piattaforma logistica? Sì, della piattaforma. La piattaforma logistica è stata inaugurata nel settembre
2020 è un arricchimento per la città, quindi la società portuale tedesca non ha fatto altro che aumentare il capitale, arricchire quel sito, è diventato, se non vado errato, anche socio di maggioranza col 50,01 per quanto riguarda le azioni della piattaforma logistica. Il porto si è ingrandito anche grazie appunto a Zeno D'Agostino, ma soprattutto quando dal 2017 fu inaugurata la tratta Alto Adriatico, Paesi Bassi, e dopo il 2020 appunto con la piattaforma logistica e l'altro tratto intermodale da Trieste in Germania, non mi ricordo, Anversa. Allora, pregherei il consigliere e i suoi colleghi di mantenere alta l'attenzione sulla tutela dei beni comuni affinché i lavori di riqualificazione delle aree non vengano vanificati da molti, troppi ospiti incivili. Beh, i beni comuni, Trieste ha adesso mi viene in mente, forse non c'entra nulla, però ha un patrimonio immobiliare prezioso di circa 5.000 edifici, e di questi chiaramente abbiamo delle piazze, dei terreni, dei capannoni. Ho capito a chi si riferisce la signora, però si fa di tutto, ma alla fine quando noi scopriamo che in certi luoghi avvengono certe cose, la cosa più drammatica è che come la movida, oppure per altre la musica a volume altissimo, oppure fare i propri bisogni nei luoghi dove non si potrebbero fare, che per pochi soggetti italiani o stranieri si svilisce la qualità di una città. Ricordi che Trieste è tra le città più belle del mondo, è 21esima su 25, quindi le azioni di poche persone non possono svilire il nostro territorio, però si deve intervenire penalmente, se no non farai mai nulla. Rapidamente l'ultima telefonata, buongiorno. Sì, pronto? Prego. Buongiorno. Intanto buongiorno a tutte e due, sia al signor Bosacchi che al signor Rescigno. Io sono un collega di Rescigno. Cavaliere, buongiorno, cavaliere. Cavaliere, buongiorno. Buongiorno, sento una sola cosa. C'è sta via Rossetti. Sì. C'è questa via Rossetti che dal sanatorio andare fino a dove c'è questa massa di via Revoltella, e qui è diventata non una strada urbana, è diventato non so, qui le macchine vanno a 100 all'ora, è pericolosa sia per chi deve attraversare anche sul passaggio pedonale, che non gli danno neanche la precedenza. È possibile non mettere quei misuratori di velocità, mettere qualche non so. I dissuasori. I dissuasori, sì. Dissuasori oppure quelli che controllano sì. Grazie. Tutto qua. Grazie per la telefonata. Ciao cavaliere, ci vediamo. Poi ne parliamo di persona anche di questo, va bene? Ho capito. Ok, ci abbiamo verso la conclusione. Credo che sui dissuasori c'è sempre qualche problema. E allora qua queste storie di dissuasori non ho mai capito perché a Lignano è possibile, vai a Salerno è possibile, vai in un'altra città è possibile, a Trieste non è possibile. Ci sarà un motivo. Una volta me ne hanno spiegato, però non mi ricordo più. Comunque per quanto riguarda credo anche degli autobus forse che magari c'è il motivo, però è inutile che dico sciocchezze. Mi spiegarono anche, adesso non mi ricordo, però in altre città vedo i dissuasori. Certamente ci sono anche dissuasori elettronici, quello potrebbe essere un'opzione per quanto riguarda via Rossetti. Volevo chiedere prima di salutarci, Rescigno, volevo chiederti, all'interno di Fratelli d'Italia ci sono cariche che ne so, non so se vacanti è corretto da dire, che devono essere ancora assegnate, eccetera. L'organigramma, come diceva Gianni Agus, è completo? Guarda, non mi sono aggiornato su questo, però una cosa è certa, io per quanto riguarda Fratelli d'Italia, anche se ci fosse, certamente non sarò così ipocrita da dire in questa sede no, non mi interessa, certo valuterò e dirò di sì, ma al momento quello che voglio, servire Fratelli d'Italia, la città e i cittadini, come ho detto prima, questo è imperativo, poi il resto vedremo nel prossimo futuro. Allora, io ringrazio il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Vincenzo Rescigno per essere stato il nostro ospite, vi ricordo un po' di appuntamenti. Quest'oggi c'è il telegiornale alle 13:20 e prima alle 13
l'anteprima, durante la quale parleremo dell'ultimo spettacolo della prima parte della stagione di operette che è andato in scena ieri, ed è l'Orfeo all'Inferno di Offenbach. Noi ci vediamo poi alle 19:30, questa sera nello spazio di commenti. Con l'ospite si parlerà di pallamano. Sapete che c'è questa buona notizia, che la pallamano ha ottenuto questa che si chiama Green Card per giocare in Serie A, e questo è buono. Anche quelle questioni della Triestina, del Covisoc sono state risolte, quindi non c'è problema per l'iscrizione. Ricordatevi anche che domani noi ci siamo con il telegiornale delle 13:20 e con il telegiornale delle 19:00. Certo, domani è domenica. Certo. Grazie ancora a Vincenzo Rescigno, grazie ai telespettatori. Oggi è stata una puntata molto, molto piacevole, perché i telespettatori sono stati anche molto cortesi ed educati, e questo è il tipo di puntata che francamente a me piace condurre. Grazie, buon sabato, buon fine settimana, arrivederci.